Ci siamo? Wow, ha zittito una platea con un ci siamo. Fantastico. Non riesce spesso questo giochino, devo dire. Sedetevi, tutti a posto. Beh, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Io sono Francesco Cancellato dell'inchiesta.it. Ringrazio la Camera di Commercio di Udine, insomma, per avermi invitato a questo bellissimo festival e per avermi dato l'onore di officiare questa tavola rotonda che è veramente molto molto interessante, questo pezzo di dibattito. Noi fino a qualche anno fa, diciamo, eravamo all'obitorio o in qualche modo, diciamo, una camera ardente a celebrare la fine delle rappresentanze novecentesche, dei vecchi partiti, insomma. Eravamo un po' lì a celebrare la fine del Novecento, diciamola in questi termini. Se non altro adesso, dopo qualche annetto di crisi, siamo saliti di qualche scala sull'ospedale, siamo davanti al vetro del reparto delle nascite a celebrare la nascita di quello che sta avvenendo nel nuovo millennio, nel nuovo secolo. Lo stiamo facendo e ce l'abbiamo sotto gli occhi, in maniera clamorosa, se pensiamo ai risultati delle elezioni in Spagna, se pensiamo a cosa è successo in Italia nel 2013 da un punto di vista della rappresentanza politica. Ma non c'è solo questo e non può essere solamente rubricato a Podemos o Movimento 5 Stelle quello che sta avvenendo in Europa. Quello che sta succedendo in realtà è un gigantesco cambio di paradigma che assume forme nazionali, che assume forme locali, che assurge alle cronache, che rimane sotto traccia, ma di grosso movimento, che propone un'alternativa, che spezza l'inerzia, come c'è scritto, diciamo, nel titolo di questo dibattito, e soprattutto che ridefinisce le istanze o in qualche modo è figlio di istanze che vengono ridefinite. Io oggi, diciamo, sono in mezzo a gente che di queste cose ne sa parecchia, chi a livello prettamente locale, chi è esperto di questioni italiane, chi ne parla, diciamo, in un'ottica di lungo respiro, che prova, diciamo, ad accompagnare questi movimenti e il modo in cui questi movimenti si muovono nel corso del tempo. E sinceramente è a loro che lascio la parola. E comincerei con Alessandro Giglioli dell'Espresso, a cui vorrei appunto chiedere che ci parlerà adesso. Allora, posso andare perché volevo aiutarmi con delle slides Ok, e più o meno tutti hanno delle Cristiano slide, mi sì. aiuta a metterle davanti e chiedo scusa se parlo da qui, ma è solo per manovrare meglio queste slides. E buongiorno a tutti, intanto questo è il titolo che ho cercato di dare a questo nostro incontro. Sì. Funziona? Grazie, buongiorno. Siamo tornati all'obitorio, mi sembra. Sì, Vedendo... è giornata un po' così, Sì. un po' mortuaria, ne chiedo scusa. Però io non lo sapevo che tu cominciavi con l'obitorio. Ah. L'assegno di Tina, no, allora, perché l'assegno di Tina arriva subito, non è un giallo. Io volevo cominciare ringraziando chi ha fatto il sottotitolo di questo incontro, Movimenti sociali e globali che propongono un'alternativa. Perché è proprio la parola alternativa che secondo me contiene la chiave della politica contemporanea e che è un po' precedente anche in vari movimenti di cui parleranno amici colleghi qua. La piccola tesi di questo intervento è che il tratto caratterizzante dell'ultimo trentennio in politica è stata proprio l'assenza di un'alternativa. Eccola qua, Tina non è lei, Tina è quello che lei diceva, there is no alternative, è la famosa frase di Margaret Thatcher, che teorizzava l'assenza di alternative. Thatcher intendeva dire che il liberismo globalizzato non era un'opzione, non era una possibilità, era ineludibile, era ineluttabile, era un modello unico al quale per forza di cose l'Europa e il mondo si sarebbero dovuti adeguare, vuoi per le conseguenze dei cambiamenti tecnologici, vuoi per la mondializzazione dei mercati, vuoi per il fallimento contestuale degli altri modelli, quello comunista ma anche quello socialdemocratico. Ecco, there is no alternative è interessante come concetto quasi filosofico perché ci dice che il determinismo storico, no, il rapporto causale fisiologico diretto fra una struttura economica e una sovrastruttura politica, prima questo determinismo apparteneva storicamente al marxismo, no? Era considerato
proprio del pensiero di Marx ed Engels. E invece con Thatcher e con quello che ne è seguito, il determinismo storico è passato dalla parte opposta, da quella del liberismo puro. È anche interessante, anche curioso come questa tesi, che appunto è intrisa di ideologia coercitiva, sia poi diventata la bandiera di una parte politica che per tradizione e prassi si sosteneva non ideologica, pragmatica, no? L'aggiustamento in corso d'opera, la cultura liberale e liberista è sempre stata così, e invece, era storicamente così, e invece adesso è diventata, cioè adesso da 30 anni, 35 anni, è diventata ideologia. Negli anni 80 si sono affermate a livello mondiale le idee di Reagan e di Thatcher, e la destra, il liberista, è diventata determinista e ideologica. Questa filosofia aveva anche, come tutte le ideologie che si convengono, aveva anche un suo custode, un suo guru. No? Come, non so, nell'Unione Sovietica c'era Suslov, che era il custode dell'ortodossia brezhneviana, così il liberismo ha avuto il suo custode dell'ortodossia, che era l'americano Francis Fukuyama, che ci ha spiegato, in un famoso libro del 92-93, che il liberalismo e il liberismo erano la fine della storia, cioè dopo il fallimento degli altri sistemi il capitalismo avrebbe rappresentato la forma finale e perfetta di governo del mondo. Questo determinismo che nasce come determinismo, questa ideologia che nasce, abbiamo visto, in ambito appunto della destra, poi però finisce per tracimare anche un tempo abbastanza veloce dai conservatori ai socialisti, tanto che a metà degli anni 90, e voilà, anche Schröder, cancelliere socialdemocratico, ci dice esattamente, nei suoi discorsi ricorre esattamente la stessa frase, la sua lingua, che Margaret Thatcher ci diceva in inglese. Questa citazione identica da parte di un capo di governo di destra come Thatcher e di un capo di governo di sinistra forse non è del tutto casuale, perché questi sono gli anni, stiamo parlando appunto, Schröder cancelliere all'inizio degli anni 90, stiamo parlando degli anni in cui i socialisti di tutta Europa rinnegano gradualmente se stessi, un po' lo diceva anche nel panel di stamattina Guy, no? Rinnegano se stessi e si adeguano al TINA, si adeguano al There is no alternative. Sono gli anni in cui l'obiettivo di difendere i ceti che sono alla base della piramide sociale viene relegato all'emotività, all'infantilismo, è considerato una roba pre-razionale, no? E qui ho preso una frase dell'autobiografia di Tony Blair, che forse è quello che più di tutti ha fatto per la sparizione dei socialisti. Tony Blair ci ha spiegato nella sua autobiografia: il mio cuore è progressista, il mio cervello è conservatore, cioè qualsiasi ipotesi progressista non è razionale. Siamo un'altra volta al TINA, al there is no alternative, perché l'unica alternativa è di tipo emotivo, di tipo emozionale, no? Questi sono gli anni in cui, appunto, non a caso abbiamo qua il faccione di Blair, in cui non c'è solo il fallimento del socialismo reale, quello realizzato in Unione Sovietica e nei paesi satelliti, c'è anche il fallimento, o meglio il tramonto, più graduale, meno rumoroso, meno chiassoso, delle socialdemocrazie. Le socialdemocrazie che avevano, in questa frase di Olof Palme, probabilmente la loro più semplicistica, più emblematica definizione, no? Il capitalismo è una pecora che non va uccisa, ma dosata. Forse, questo è un parere personale, le socialdemocrazie sono quelle che sono uno degli esperimenti più riusciti della storia dell'umanità, no? Ciò che di buono abbiamo ancora oggi in Europa, dall'istruzione pubblica, la sanità pubblica, gratuita, universale, il residuo welfare, i residui diritti, sono i cascami, i residui appunto di quel modello. Ma a un certo punto anche le socialdemocrazie hanno cominciato a battere in testa, no? Sappiamo anche perché l'economia è diventata globale, finanziaria, digitale, impalpabile, e quindi non c'è più alcuno Stato che riesca a imporre all'economia le sue regole. I mercati sfuggono, si muovono sfuggendo a ogni controllo, quindi ad esempio se i lavoratori protestano si esternalizza la produzione, ma anche se non protestano per massimizzare i profitti. Se un governo usa le tasse per tentare la ridistribuzione, si trasferiscono i capitali o la sede nominale dell'azienda da un'altra parte, lo vediamo con le grandi aziende digitali, e così via, beffando ogni regolamentazione. Il capitalismo è una pecora che non si fa più tosare. È da questo combinato disposto che nasce appunto il dogma ineluttabilistico di Tina. Il che non so se attenua le responsabilità dei leader socialisti e socialdemocratici, perché comunque, dogma o non dogma, l'esistenza stessa dell'assenza di alternative palesa che questi signori non hanno rinunciato alla ricerca di un modello economico-politico che potesse salvaguardare la redistribuzione, il welfare e l'equità sociale con strumenti nuovi.
In sostanza la sinistra europea si è arresa rispetto alla sua missione storica di difesa delle classi e dei ceti deboli. E si è arrivata a due conseguenze, una economica e una culturale. Quella economica ce la racconta bene Luciano Gallino, che da poco è morto e ci dispiace molto, quando ci ha spiegato, specialmente gli ultimi 10-15 anni della sua vita, che dagli anni 80-90 in poi c'è stato il rovesciamento della lotta di classe. Si è passati dalla lotta di classe dal basso verso l'alto, alla lotta di classe dall'alto verso il basso, cioè tutto il mezzo secolo, anche il secolo che precede gli anni 80 del Novecento, la lotta di classe era stata fatta dai più poveri contro i più ricchi per restringere la forbice sociale, sia dei redditi sia dei patrimoni. Dagli anni 80 in poi la lotta di classe invece è diventata dall'alto verso il basso, cioè dai più ricchi verso i più poveri, per consentire alle classi più abbienti di riprendere il terreno, di riconquistare il terreno perduto. L'operazione è perfettamente riuscita, se ha ragione Piketty quando ci dice che i livelli di disuguaglianza raggiunti oggi sono ormai simili a quelli della Belle Époque. Quindi se l'operazione di recupero di terreno da parte della parte alta della piramide sociale, nell'assenza di proposte di sinistra, nella resa dei partiti socialisti, è riuscita perfettamente. Il secondo effetto di questo fenomeno è stata la conquista da parte della destra economica dell'egemonia culturale, quindi non solo quella appunto di reddito, di patrimonio, no? Cioè il pensiero privatista, il pensiero liberista e anche socialmente darwinista si è imposto come l'unico possibile, l'unico moderno ed è diventato pervasivo su quasi tutti i media. Da tutto questo è nato l'increscioso equivoco di cui tutti siamo vittime, secondo cui destra e sinistra non esistono più, una frase che abbiamo sentito 1 milione di volte, che come le bugie di Goebbels, ripetuta 1 milione di volte, diventa mediaticamente una verità. In realtà, come abbiamo visto, non esistere più non è la destra, è la sinistra. La destra sta benissimo, non solo esiste, ma sta benissimo, e anzi ha inglobato in sé buona parte della ex sinistra, che non esiste più semplicemente perché ha emulato il suo avversario storico, cioè la destra, sposandone le politiche economiche e quindi il determinismo storico, l'ideologia del TINA, no? Del there is no alternative. Da un punto di vista della politica, diciamo, politicienne, più di palazzo, più di partito, questa cosa poi si è declinata a sua volta in due modi. Il primo è stato quello che abbiamo visto prima, quello di Blair e Schroeder, no? Che per vincere le elezioni, per governare, hanno proposto e hanno fatto le stesse politiche del centrodestra, quindi in sostanza hanno derubricato il vecchio bipolarismo centrodestra, centrosinistra a una specie di beauty contest, un beauty contest fra aziende, fra partiti che sono diventate delle aziende con nomi diversi ma programmi simili, in cui la differenza non è più data dal modello di società verso cui tendere, ma solo dal maggiore carisma personale dei leader o dalle maggiori conoscenze e capacità tecniche dei leader, ma in ogni caso per fare le stesse cose. Quindi la prima declinazione è quella della sinistra che governa, del centro-sinistra che governa facendo le cose della destra, proponendosi come un'azienda più capace, no? La seconda declinazione invece è quella più limpida, o se volete un po' più spudorata, di quelle che da noi si chiamano le larghe intese, no? Che all'estero hanno nomi diversi e comunque hanno caratterizzato un po' tutto il panorama politico degli ultimi anni, tutta la Grecia pre-Tsipras, nell'Italia, ma prima di Renzi, no? Con Monti e con Letta, ovviamente l'Unione Europea che è stata, come sapete, la cui maggioranza è composta da socialdemocratici e da popolari insieme, da centrodestra e da centrosinistra, che hanno insieme eletto Juncker. No? Quindi in questa notte in cui tutte le vacche sono nere, questo è Hegel, come sapete, che si riferiva allo spirito, e invece noi lo applichiamo alla politica. No? È accaduto in politica quello che per Hegel era la notte in cui tutte le vacche sono nere. E qui si arriva alle conseguenze contemporanee, di cui parleranno amici e colleghi meglio di me, e cioè alla nascita di movimenti sociali e globali che propongono un'alternativa, quelli che stanno nel sottotitolo di questo incontro. Perché a un certo punto si è scoperto, nascono dei movimenti, perché si è scoperto che, contrariamente a quanto diceva Fukuyama, la storia non era finita. Lo stesso Fukuyama, come sapete, poi ha molto rivisto le sue posizioni. Si è cioè scoperto che la finanziazione dei mercati e l'eccesso di concentrazione delle ricchezze, con il detonatore della crisi del 2008, stava determinando la nascita di una serie di partiti, di movimenti nuovi, ma soprattutto esterni alla dualità, esterni alla notte in cui tutte le vacche sono nere, cioè esterni alla dualità classica e ormai uniformata, centrodestra, centrosinistra. Parliamo di partiti e di movimenti diversissimi fra loro, naturalmente, che di solito noi dei giornali, per semplicità, per superficialità o per cattiva fede, mettiamo tutti insieme con il nome di partiti antisistema, che è una formula di comodo. Quello che
po' più complesso dire è che l'opposizione antiliberista a questi movimenti in realtà sono diasporici, no? Sono diasporizzati in una miriade di forme, di partiti, di movimenti diversissimi fra loro, con una parte che abitualmente consideriamo, e non a torto, di estrema destra, la destra più estrema, quella che governa in Ungheria, che ha vinto le elezioni in Polonia, che si è affermata con un risultato molto significativo in Francia, che abbiamo anche in Italia con Salvini. No? Perché questa destra si è affermata al di fuori del dualismo centrodestra-centrosinistra? Qua mi viene in aiuto Slavoj Zizek, che da tempo cerca di spiegare questo concetto qua. Ogni vittoria del fascismo è la conseguenza di una sconfitta della sinistra, sconfitta politica o culturale. In questo caso abbiamo visto che c'è stata prima la sconfitta culturale, no? There is no alternative, a cui la sinistra non ha saputo rispondere in alcun modo, poi quella politica con i governi di sinistra che emulano la destra, con le larghe intese. No? È la sconfitta storica, epocale della sinistra socialista, secondo Zizek, che consente la nascita di questi movimenti di estrema destra. La risposta di estrema destra, però, abbiamo detto, sono molto diversificati tra loro questi movimenti, non è l'unica. In Grecia, ad esempio, sappiamo che ancora fino a 4-5 anni fa, quando c'era il governo di larghe intese tra PASOK e Nea Democrazia, l'opposizione, l'area dell'opposizione, che era ovviamente crescente, veniva combattuta fra Syriza e i neonazisti. Ha vinto storicamente Syriza per una serie di motivi che adesso non stiamo a vedere, non so se qualcuno ne parlerà, la capacità di radicarsi nella classe più basse, le attività mutualistiche, eccetera, eccetera. E comunque ha vinto Syriza, cioè in Grecia l'opposizione al neoliberismo, alla notte in cui tutte le vacche sono nere, non è stata lasciata in mano all'estrema destra. In Italia, come è noto, i sondaggi indicano come maggiore partito di alternativa possibile il Movimento 5 Stelle, che, bene o male che se ne pensi, probabilmente ha svolto la funzione che dice Grillo: senza di noi ci sarebbero i nazisti. Cioè il Movimento 5 Stelle ha svolto, secondo alcuni, il ruolo di svuotare la sinistra, la possibile alternativa di sinistra, ma sicuramente ha svolto anche la funzione di evitare che anche in Italia l'estrema destra diventasse il principale competitor della notte in cui tutte le vacche sono nere. Della Spagna sappiamo, Podemos potrebbe anche andare al governo, sono trattative in corso, ha già i sindaci di Madrid e Barcellona, ha ottenuto il 20% dei voti la prima volta che si è presentati alle politiche. E proprio la Spagna ci racconta un'altra cosa, molto attualità, molto in questi giorni, cioè ci racconta i possibili primi segni di cedimento delle larghe intese, della notte in cui tutte le vacche sono nere. No? Infatti a Madrid, come sapete, la prima cosa che ha fatto il premier uscente, conservatore Rajoy, è stato quello di chiedere ai socialisti di governare con la destra, ritentando anche lì quella cosa che si chiama larghe intese, che era già fallita in Grecia, che abbiamo avuto in Italia anche noi, in parte abbiamo ancora, ma i socialisti sembra che stiano dicendo di no, quantomeno sono molto molto lacerati da questa possibilità. Questo rifiuto dei socialisti spagnoli, come sapete, viene subito dopo una cosa molto simile che è avvenuta in Portogallo, dove i socialisti hanno addirittura tentato l'azzardo, contrario a tutte le esperienze passate, di governare con l'estrema sinistra, con la sinistra radicale, pur di non andare al governo con i conservatori. Curiosamente questi due eventi, come sapete, sono avvenuti in contemporanea con il ribaltamento di cui si parlava anche qui stamattina, sempre con Guy, nel partito laborista West End, del partito laborista inglese. No? Dopo la fine del blairismo è arrivato un socialista di sinistra come Corbyn. By the way, anche se l'ipotesi è diversa, faccio notare che per la prima volta in queste settimane negli Stati Uniti si parla di un possibile candidato dichiaratamente socialista che non è eccentrico, che non è periferico, non è marginale, ma è un competitor, un serio competitor, anche se in seguimento, nella corsa alla nomination democratica. Questo non vuol dire che si sta ricostituendo, sarebbe troppo bello, troppo facile dire che questi segnali ci dicono che si sta ricostituendo worldwide un bipolarismo, un'alternativa credibile, autentica, non solo di facciata, tra centrodestra e centrosinistra. Quello che emerge invece è un pochino meno come dire, definitorio, emerge cioè che la pretesa che non ci sia un'alternativa frana, no? Frana l'idea che la storia sia finita, che there is no alternative, perché le alternative si ricostituiscono. Frana in un caos, frana in un alto disordine, no? Un disordine che va dal
neofascismo al neosocialismo, dal nazionalismo al decrescitismo, c'era qua la Touche, dal razzismo, perché ci sono forze dichiaratamente razziste, invece al popolo di Zuccotti Park, quindi il movimento di Wall Street che poi ha dato vita a Sanders, dal populismo di destra, come quello di Salvini che abbiamo in Italia, al neopopulismo alla Laclau, quindi di sinistra, che ispira in parte Podemos, fino a una tesi come quella dell'orientalista Olivier Roy. Tra l'altro c'era una sua intervista proprio su questo oggi sul Corriere della Sera, ma giuro che non mi sono messo d'accordo con Cremonesi, che avanza la tesi provocatoria ma interessante secondo la quale l'estremismo islamico non è altro che una forma disperata e nichilista di opposizione al liberismo. Ovviamente l'estremismo islamico in Europa, lui parla in particolare della Francia, ed è interessante questa tesi perché secondo lui anche l'estremismo islamico è una forma, seppur nichilista, di opposizione, no? Di opposizione radicale che è andata alla deriva appunto verso questo tipo di visione, quella dell'islamismo. Quello che possiamo trarne dunque è che esattamente come è accaduto all'ideologia marxista, con la sua illusione che la dialettica della storia terminasse nel comunismo, così l'ideologia liberista ha visto finire, sta vedendo finire la sua pretesa di far finire la storia in se stessa, no? Di essere autoconcludente per la storia. Possiamo forse quindi trarre alla fine, e sto chiudendo, l'idea che qualsiasi pensiero che si crede definitivo è privo di alternative, che sia ideologico di destra, che sia ideologico di sinistra, qualsiasi pensiero che si crede definitivo ha in sé i germi della distruzione di se stesso, dell'autodistruzione. Quindi forse dovremmo da domani tutti imparare a votare soltanto una proposta politica che si presenta come provvisoria, come biodegradabile, come impermanente e naturalmente ricca di alternative. Ho messo Buddha come emblema dell'impermanenza. Ho finito, grazie. Grazie mille. Noi abbiamo celebrato il funerale di Tina e la nascita dell'ideologia dell'impermanenza, che è bellissima. Però se me la chiami ideologia, Ho già finito. Siamo già finiti. Della biodegradabile e impermanente. Diciamo dell'approccio, dai. Dell'approccio impermanente alle cose. Poi ho detto una cosa molto interessante, tra le tantissime. A un certo punto parlavi di un mondo che stava diventando sempre più globale, liberista e digitale. Perché c'è in realtà un filo rosso, il germe dell'autodistruzione di cui parlavi dentro questo sistema, è che tutte queste forme di alternativa, ad esempio, nascono dentro un contesto che o nascono, si muovono e usano delle forme di contaminazione che sono molto legate al tema del digitale. Cioè, internet diventa il meccanismo attraverso cui il Movimento 5 Stelle si diffonde e diffonde il suo pensiero esattamente. Adesso nessuno colga in questo una sorta di legame, ma anche il Daesh, anche l'ISIS in qualche modo usa internet come forma di diffusione del proprio credo. Internet è fortissima anche nel Podemos. Io mi ricordo uno dei primi movimenti alternativi in Europa, che era il Pirate Party, che anch'esso aveva internet come forma. Insomma, internet canalizza il dissenso, diffonde il dissenso, viralizza il dissenso, viralizza l'alternativa. Io volevo parlarne con Paolo Gerbaudo del King College of London, che di queste cose se ne intende. Quindi... Sì, io sono un sociologo, mi occupo sia di sociologia digitale, lavoro in questo centro di ricerca sulla cultura digitale, ma sono anche un sociologo politico, no, che si occupa di movimenti sociali. E è un po' su questo che vorrei concentrarmi. Poi ci sono dei legami, diciamo, alla parte digitale, ma penso che il problema centrale è qual è la nuova narrazione, qual è la nuova ideologia. E questo vorrei prendere un po' lo spunto alla fine del discorso di Giglioli, nel senso che siamo in una fase il cui Dio è già nobifronte, c'è una fase di funerali e di battesimi. C'è a chi piace andare ai funerali, c'è a chi piace andare ai battesimi, alla nostra sinistra piace di più andare ai funerali, no? E tutto il sentimento, questo rimpianto, no? Per il rosso che continua a svanire, ad arrugginirsi sempre di più. Ma al tempo stesso, per tanti giovani, per i millennials e anche quelli un po' più vecchi di millennials come noi, penso che non ci sia stato mai, in decenni recenti, un periodo così entusiasmante per i radicali come questo periodo. C'è un periodo scoppiettante dove sorgono come funghi dei fenomeni politici e sociali, come fuori dal niente,
e dimostrano che in questo periodo, che è un periodo estremamente spaventoso sotto una serie di punti di vista, il cambiamento climatico, le Alpi senza neve, abbiamo visto quest'inverno, la guerra in Siria, ISIS, ci sono anche dei semi di speranza, ci sono anche dei grandi semi di speranza che bisogna costruire e andare a coltivare. Uno degli ultimi grandi lavori che ho fatto è un libro che uscirà tra poco, che si basa su un lavoro che ho fatto negli ultimi 5 anni, un lavoro di ricerca sulla nuova politica, sui nuovi movimenti sociali. Ho avuto il privilegio di poter seguire da vicino tutta l'ondata del 2011. Sono stato in Egitto per 1 anno e mezzo, sono stato in Spagna nella Campadas degli Indignados, sono stato a Zuccotti Park durante Occupy Wall Street, sono stato in Grecia a Sintagma, sono stato poi in Turchia e Brasile, diciamo nell'onda lunga del 2013 di quell'ondata di movimento. E lì ho visto qualcosa che mi ha sorpreso profondamente come una persona che diciamo viene dalla sinistra, ho fatto giornalista per i manifesti per 5 anni, viene diciamo dal mondo no global, autonomo, occupato, ho avuto la mia esperienza di centro sociale. Ho visto lì un cambiamento culturale veramente profondo che qualcuno ha preso come un funerale, no? Molti anche nella sinistra di movimento hanno visto come vada retro Satana, populismo, antipolitica, mentre altri, specialmente i più giovani, hanno visto come questa è la rivoluzione contemporanea, questo è l'orizzonte di speranza, questo è il modo in cui andiamo a costruire una nuova politica progressista che è il miglior antidoto al nuovo nazismo. Cioè, è l'unico modo in cui possiamo fermare questo processo degenerativo pericolosissimo che stiamo vivendo intorno al mondo. Cos'è la nuova narrazione? Questo è un po' quello che voglio discutere in questa presentazione. Un termine che secondo me può catturare un po' questa nuova ideologia è l'idea di cittadinismo. Una parola che in italiano suona un po' male, è una traduzione del ciudadanismo, termine spagnolo, che è stato usato in Spagna per descrivere un po' quello che è successo tra Indignados, Podemos, ma non solo a sinistra, anche Ciudadanos, no? Il partito, l'alternativa di centrodestra, l'alternativa per bene, tra virgolette, come la descrivono rispetto a Podemos. Cittadinismo cosa vuol dire? Cittadinismo vuol dire un populismo del cittadino, vuol dire una politica che rivendica il concetto di cittadino e di cittadinanza come un mezzo necessario per fare fronte ai conflitti contemporanei. A una situazione in cui il conflitto centrale non è tanto quello classico capitale-lavoro, ma è quello tra la cittadinanza, il congiunto della comunità politica, che abbraccia diverse classi, da una classe media decaduta ai lavoratori poveri, agli studenti, ai precari, contro un nemico comune. Il nemico comune, come è stato detto da Guy Standing, non è l'1%, no? Ma è lo 0,001%, sono i 62 famosi ricchi del rapporto di Oxfam, è un'oligarchia rentier, un'oligarchia della rendita economica con alleanze politiche che è antagonista a tutta un'altra serie di interessi. Vediamo questa logica in giro per il mondo in diversi contesti. Io penso che in Italia la rappresentazione migliore sia il partito della nazione renziano come difesa di quell'oligarchia contro altri movimenti che invece cercano di scalzare quelle logiche. Questo tipo di visione politica si vede dappertutto in questa ondata di movimenti e di nuova politica. Si è visto nella primavera araba e penso che qua sarebbe bello ricordare Giulio Regeni, un ragazzo friulano che è stato trovato morto ieri, che non ho potuto conoscere personalmente, amico di amici, come lui rappresenta veramente, un ragazzo di 28 anni, rappresenta quella nuova generazione di persone che hanno avuto speranza in questa nuova politica. E la storia dell'Egitto purtroppo è una delle dimostrazioni del fatto che spesso la speranza, se non ha forza necessaria, se non ha i muscoli necessari, finisce in tragedia, non solo per Giulio, ma per gli egiziani che stanno vivendo sotto una nuova dittatura. Cos'è la cosa centrale del cittadinismo? L'idea centrale è ribaltare tutto quello che è successo nel post-68. La sinistra post-68 ha adottato una visione in buona parte individualista, minoritaria e antistatista. Ha visto lo Stato come il nemico e ha visto la società civile, gli spazi autonomi, centri sociali, organizzazioni, come l'unico spazio in cui costruire una politica autentica. Ha visto la maggioranza come il nemico, la famosa maggioranza silenziosa, no? Quella che è sempre stata vista come il nemico. Ha
ha visto l'unica alternativa politica, una politica resistenziale, ovvero il capitalismo non si può sconfiggere, il capitalismo brutale, il turbocapitalismo non si può sconfiggere, l'unica cosa che possiamo fare è mangiare slow food, come ci proponeva la Touche ieri, no? Fare un po' di decrescita, stringere la cinghia, pregare Buddha o pregare New Age, no? Una soluzione personale a problemi collettivi. I momenti del 2011 sono un motivo di speranza perché ribaltano tutto e propongono invece un'alternativa neomodernista. Abbracciano il futuro, pensano che il futuro sarà meglio del passato. Prima di tutto dicono: siamo la maggioranza, non siamo la minoranza. Come diceva Guy Standing nuovamente, siamo tanti, loro sono pochi. Seconda cosa, non pensa di essere antagonista come era il movimento No Global. Dice: non siamo, come dicono gli spagnoli, non siamo noi che siamo contro il sistema, è il sistema che è contro di noi. Cioè, non è che noi abbiamo scelto come stile di questa cosa di fare i casinari, no, è che siamo costretti in una situazione tale in cui se non alziamo la voce moriamo. Cioè, siamo in una situazione di necessità oggettiva e cioè bisogna ribellarsi. Il terzo elemento è la visione dello Stato. Lo Stato non viene visto semplicemente come lo Stato guardiano di notte, no? Famoso di Gramsci, puramente come il manganello e l'olio di ricino di fascista memoria. Lo Stato viene visto come un campo di battaglia, come uno specchio della società, in cui ci sono forme di potere reazionarie e forme di potere progressista, e in cui bisogna operare e che bisogna aprire al controllo della cittadinanza. Io penso che questi tre cambiamenti sono tre cambiamenti fondamentali, veramente un giravolta. È un giravolta che è pieno di promesse. Chiaramente, come tutte le svolte politiche, come qualsiasi orientamento politico, è pieno anche di rischi. E sicuramente ci saranno delusioni, ne abbiamo già avute di delusioni, no? Sicuramente non siamo più nell'idea, come dire, delle ideologie totalizzanti, non abbiamo l'idea di un paradiso in terra. È un'ideologia molto, come dire, molto più pragmatica, molto più limitata, ma che comunque promette un orizzonte, secondo me, di speranza, che è quello di cui abbiamo bisogno come l'aria in questo momento. Una speranza, una prospettiva, una visione di futuro, non stare solo ricacciati nel presente. Quindi io vorrei dire che veramente questa visione cittadinista, con tutti i suoi limiti, ha la possibilità di ricostruire dal basso un'idea di politica di solidarietà, di uguaglianza e di controllo sul nostro destino collettivo, che è quello che ci manca adesso. La gente soffre la percezione di un'assenza di controllo. Il fatto che non hai controllo sulla tua vita, non hai controllo sulle decisioni della tua vita perché non c'è una comunità politica che può prendere quelle decisioni. Le decisioni le prendono Goldman Sachs, JP Morgan, le fluttuazioni finanziarie, no? Ci sentiamo tutti come dei granelli di polvere sbattuti da una parte e dall'altra. Quindi questa visione politica fondamentalmente ha tre punti fondamentali. L'idea che non c'è uguaglianza, primo che non c'è benessere senza uguaglianza. L'uguaglianza torna a essere il tema principale. Non c'è uguaglianza senza democrazia. Cioè non possiamo avere l'uguaglianza economica se prima non c'è una riconquista dell'uguaglianza politica, della democrazia, del potere dei tanti contro il potere dei pochi. Non c'è democrazia senza sovranità. Cioè la democrazia passa per le istituzioni, passa per il potere collettivo, dal basso ma potere collettivo. E infine non c'è sovranità senza potere popolare. Cioè non si può asserire questo principio di potere collettivo se non c'è una mobilitazione popolare dal basso che riprende le istituzioni. Grazie. Grazie mille. Poi dopo ti chiedo di internet, che me l'hai schivata alla grande. Samuele Mazzolini. Adesso lui diceva il cittadinismo, io ricordo fra l'altro come i parlamentari del Movimento 5 Stelle definiscono se stessi, non onorevoli ma cittadini. Non è un termine che qualcuno aveva bollato come demagogico, ma che è profondamente ideologico da questo punto di vista. Però secondo me è limitante se noi guardiamo l'alternativa politica, l'alternativa in Italia, se facciamo solamente la conta parlamentare di questa alternativa, perché sotto c'è molto altro. E qui volevo chiedere a te, adesso mi parli di altro anche tu. Ne arriverò anch'io, arriverò però. Te chiedo se ti piacciono le fragole, quindi scherzo. Io però vorrei partire ringraziando Emanuele Ferragina, che è l'organizzatore scientifico di questo dibattito, di questo contesto. E lo vorrei ringraziare
dicendo una cosa, con Emanuele noi siamo amici, bisticciamo spesso, lui è un sociologo, io sono un teorico, a lui piacciono le regressioni, i dati, a me piacciono le spataffiate, le pipe mentali, però in qualche modo cerchiamo spesso di compatibilizzare, no, le nostre varie riflessioni. E in questo tentativo di in qualche modo riconciliare queste riflessioni, si è persuaso di organizzare sia un contesto come quello del Friuli Future Forum dedicato alla disamina dei problemi sociali ed economici, ma affiancando una tavola rotonda che parlasse anche di problemi politici, perché sì, parlare di modelli economici, modelli sociali è un esercizio arricchente, ma è un esercizio che rischia di rimanere un po' a scatola chiusa se non si fanno i conti con quella che è la variabile politica, no? Cioè con quelle che sono le condizioni di possibilità a ciò che determinate analisi, determinati progetti, determinati modelli sociali si possano inverare. E quindi qui l'interesse di questa tavola rotonda, del mio intervento in particolare, è rivolto alla dimensione della volontà o delle volontà organizzate, cioè dei progetti politici a ciò che determinati modelli possano poi diventare realtà. Ed è importante parlare di politica, specie perché, e qui ci saranno degli elementi di vicinanza importanti con la presentazione di Alessandro, viviamo in una epoca, come hanno detto alcuni studiosi, e anch'io, ma molto più modestamente, post-politica. Post-politica perché a mio avviso si tratta di una epoca caratterizzata dall'assenza di una possibilità di scelta reale tra alternative distinguibili. No? Un'assenza, una mancanza che va di pari passo con una spoliticizzazione, una progressiva spoliticizzazione della società e la crescente apatia che si registra, che si riscontra in settori sempre più ampi dell'elettorato. Non è notizia di oggi che i giovani, grosso modo, della politica gliene frega abbastanza poco rispetto a quelli che sono stati i nostri genitori, per la cronaca io ho 30 anni. E ora e anche qui mi avvicino alla riflessione dell'Alessandro. Per analizzare questa questione è importante capire chi sono i colpevoli di questa spoliticizzazione, perché c'è questa apatia e perché c'è questa mancanza di una scelta vera e propria nell'agone politico. Io credo che i maggiori responsabili di questa assenza siano i partiti socialdemocratici, che progressivamente si sono spostati verso il centro politico, cioè occupando un territorio nello spettro politico che non era quello loro originale. E qui il riferimento va naturalmente al modello principe, no? In Europa, cioè chi è che ha avviato veramente questo modello? È stato Tony Blair con il New Labour, con le riflessioni di Anthony Giddens. Anthony Giddens che pensava che il modello della politica antagonista, cioè che il confronto, il conflitto tra idee e opzioni diverse di società fosse obsoleto, perché a suo dire siamo già entrati in una seconda modernità, un'epoca riflessiva dove il conflitto è passato di moda. Ora, questo in Italia in realtà è un processo che non è nuovo, che è già stato avviato mio dire, dall'ultimo PC e poi chiaramente approfondito e ingigantito dalle successive mutazioni, o dovrei forse dire trasmutazioni genetiche in PDS, DS, PD. E ora abbiamo Matteo Renzi che a mio avviso rappresenta solo l'acme di questo processo. In altre parole, con Matteo Renzi si ha solamente un incremento quantitativo di un processo già avviato, non una rottura qualitativa. Quindi nella sostanza, come diceva di nuovo Alessandro Cido, perché mi è piaciuta la tua relazione, i partiti di centrosinistra si sono arresi al neoliberismo, credendo che fosse l'unico game in town, l'unico gioco nella città che si potesse giocare, e pensavano che fosse impossibile trovare un'alternativa al capitalismo finanziario. E così hanno abbandonato alla velleità di rimettere in discussione i rapporti di potere esistenti, accontentandosi di un triste e mesto lavoro di piccola mediazione, di umanizzazione, di mitigazione degli effetti più deleteri del capitalismo finanziario. E in tal modo sono diventati pressoché indistinguibili dalla controparte di centrodestra. Ora, ci sono alcuni elementi in cui non voglio essere così geloso, ci sono alcuni piccoli elementi, soprattutto i temi etici magari, no? In Italia in realtà la distinzione tra centrodestra e centrosinistra sui temi etici è cosa recente, perché fino a poco tempo fa anche lì c'era una certa esitazione, persino sui temi etici. Ma è sui temi economici, redistributivi di fondo, dove c'è una sostanziale parità. E questo, come dicevo prima, ha contribuito alla disaffezione verso la politica, in quanto si è svuotata la politica della caratteristica più sua intrinseca, cioè quella del disaccordo. Se non c'è disaccordo, se tutti sono d'accordo, non esiste la politica, abbiamo la tecnica, abbiamo l'amministrazione delle cose. Però
questa latitanza dei partiti del centro-sinistra, a mio avviso, ha creato un altro sbilanciamento. Non è solamente vero che non c'è più politica. Se pensiamo infatti alla liberal democrazia come l'unione, come il matrimonio sempre instabile tra due correnti, da una parte la corrente, la famiglia, la tradizione liberale, sempre attenta ai diritti negativi, no? Berliana memoria dell'individuo al mercato, e dall'altra la corrente democratica, quindi della sovranità popolare, dell'uguaglianza, possiamo analizzare la storia moderna in maniera molto schematica, ma a mio avviso molto, molto efficace, come una lotta tra questi due principi, una lotta costante tra questi due principi. E la storia più recente degli ultimi 30 anni ci indica come quella corrente liberale, che è una delle due componenti della liberal democrazia, ha fagocitato completamente quella democratica, prendendo il sopravvento. E ciò è riscontrabile per l'appunto nell'assenza del tema dell'uguaglianza dei partiti del centro-sinistra. I partiti socialdemocratici non parlano quasi più di uguaglianza, non se ne sente più parlare di questo principio che è stato perso nel loro vocabolario. Però c'è un secondo colpevole, perché voi mi direte d'accordo, però ci potevano essere anche altri progetti che si presentavano alle elezioni con contenuti più di sinistra, però hanno perso, è vero, hanno perso. E infatti io annovero tra i colpevoli dello scenario attuale anche i partiti della sinistra radicale, i quali sono stati a loro volta incapaci di rinnovare il proprio bagaglio simbolico ed inserirsi nei giochi egemonici. E questo non tanto per l'orientamento di fondo, non tanto perché l'uguaglianza necessariamente deve passare di moda, quello è un principio metafisico, un principio che adesso è proprio del neoliberismo, ma per la forma della propria politica. In altre parole, hanno riproposto una serie di riferimenti culturali e storici totalmente stanti e privi di seduzione presso l'elettorato, e hanno proposto anche una serie di analisi della società che non tenevano il passo con le trasformazioni in atto, e chi è stato questa mattina ad ascoltare Guy Stenning l'ha capito benissimo. Non si può fare una politica fordista in una società post-fordista, dove i modi di produzione e di lavoro sono interamente cambiati. E da questo disassamento ne sono scaturiti una serie di tic nervosi propri della sinistra radicale. Ci vorrebbe intera tesi dottorale per analizzarli, qui ne menziono alcuni. L'altezzosità, la leziosità, quello di sinistra radicale è l'altezzoso, quello che pensa di avere ragione, ma in realtà non l'ascolta nessuno. Ma riassumibili con una parola di fondo che li cattura tutti: l'estraneità, l'alterità rispetto, paradossalmente, agli stessi soggetti sociali che la sinistra, quella che si dichiara vera, vorrebbe rappresentare. Allora la mia domanda è: come rimettere in circolo un po' di politica e un po' di uguaglianza che in realtà corrisponde oggigiorno alla stessa mossa, allo stesso movimento? Beh, la mia risposta è una risposta polemica, però una risposta polemica che non è una semplice provocazione. A mio avviso, arrivo alla parte più propositiva del mio discorso, ci vuole populismo, ci vuole più populismo. Però è necessario sgombrare il campo degli equivoci, perché il populismo oggigiorno è utilizzato come una parolaccia, come un termine pigliatutto per denigrare gli avversari politici. Invece qui riscatto il termine, naturalmente faccio riferimento alla nozione di populismo che ne fa Ernesto Laclau, prima, che è il mio teorico riferimento, teorico che purtroppo è morto 2 anni fa, teorico argentino, che come vedremo ha avuto un ruolo importante anche nell'analisi dei fenomeni latinoamericani e nella genesi di Podemos. Cosa vuol dire populismo per Ernesto Laclau, o Laclau secondo altri? Innanzitutto il populismo non corrisponde a nessuna ideologia. Il populismo non determina l'esatta ideologia del soggetto che lo pratica. Ed è vero che si possono avere populismi di sinistra, populismi di destra, populismi persino di centro, ma piuttosto consiste in un'operazione politica, che è quella della divisione della società in 2 campi. Da una parte il popolo e dall'altra parte l'elite. Il popolo, cioè il no, il soggetto universale, quella parzialità della società che aspira a rappresentare il tutto, e dall'altra parte il nemico, l'avversario, che nelle differenti declinazioni può prendere nome di elite politiche, elite finanziarie, elite economiche o entrambe. Il populismo quindi consiste nell'interpellare le forze dal basso contro il potere. Un altro modo per inquadrare efficacemente cos'è il populismo è quello di contrapporlo a quello che è il polo ideale opposto, cioè l'istituzionalismo. Quindi il populismo che è pura politica, puro antagonismo, e dall'altra parte c'è l'istituzionalismo che è il rimpiazzo della politica per il mezzo dell'amministrazione. Ed è proprio all'interno di questi 2 poli ideali, non c'è mai nessuna pratica politica che è interamente populista o interamente istituzionalista, si sviluppa il campo della costruzione della politica. Ora però, e qui spesso discutiamo di nuovo con Emanuele, il popolo non è un datum
sociologico. Cioè non è che un'analisi sociologica mi dirà cos'è il popolo. Il popolo è il frutto di un'operazione discorsiva. Cosa vuol dire? È il frutto di un'articolazione politica organizzata, voluta e attuata da un particolare gruppo. Ma qual è il punto di partenza esatto? Come si costruisce il popolo? Il popolo lo costruisce a suon di articolazione di domande popolari frustrate. Cioè cosa avviene di fatto? Avviene quella che lo chiama una catena di equivalenze. Mi sembra una parolaccia, ma non lo è. La catena di equivalenze è la costruzione di un'analogia, di un concatenamento tra diverse rivendicazioni, tra diverse istanze di cambio popolare che non vengono soddisfatte dai canali istituzionali esistenti. Questa concatenazione avviene sulla base della creazione di un nemico comune, quindi il minimo comune denominatore è l'avversario che frustra la soddisfazione di determinate domande. C'è un ulteriore punto, secondo me, da consolidare per catturare cos'è il populismo. Il populismo fa leva sulla passione. Come diceva Freud a riguardo della psicologia di gruppo, un gruppo è tenuto insieme da un potere ascrivibile all'eros, e questo in nome del riconoscimento del fatto che non c'è collante, non c'è identità collettiva che prescinda dalla proiezione di un godimento mitico che provoca innamoramento in coloro che lo seguono. D'altronde sapere e comprendere, questo è il tarlo della sinistra razionalista, non è sufficiente, c'è bisogno di un collante più forte. Lo diceva persino un marxista, che si chiamava Antonio Gramsci, che dovremmo tutti quanti ben conoscere, e qui lo cito: non si fa politica storia senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali, che lui utilizzava per riferirsi al partito in questo caso, e il popolo nazione. Ed su queste note che io vorrei passare a fare un breve escurso su Podemos, per poi passare all'Italia per non tradire quella che è la promessa che ti ho fatto. Cerco di essere breve, immagino che sto consumando il tempo a disposizione. La mia prima affermazione su Podemos è che non si capisce Podemos se non afferriamo quello che è successo in America Latina negli ultimi 15 anni. Senza l'America Latina non c'è Podemos. L'America Latina è l'antesignano del populismo di sinistra votato all'uguaglianza, di cui Podemos si abbevera per anni e anni. Ma attenzione, non si abbevera per una vicinanza ideale o per una sorta di generica conoscenza del contesto latinoamericano, per un'omogeneità linguistica, no, tra gli spagnoli e i latinoamericani, bensì materialmente, perché se andiamo a guardare la storia, la biografia di gran parte dei componenti della cupola di Podemos, scopriremo che molti di loro sono stati in America Latina negli anni precedenti alla fondazione di Podemos come consulenti economici, politici, demografici, demoscopici, insomma sono andati lì, li hanno aiutati e hanno respirato populismo, in qualche modo se ne sono intrisi, e quella logica, chiaramente poi gli attori, le situazioni sono molto diverse, però hanno tradotto quella logica politica astratta al contesto spagnolo. Un'altra cosa secondo me da caratterizzare bene è il rapporto che hanno avuto con gli indignados del 2011. No? Vi ricordate quelle mobilitazioni popolari che hanno convocato a Puerta del Sol migliaia e migliaia di persone? Si è sempre detto che esiste una filiazione, no? Tra indignados e Podemos. Quella filiazione va qualificata. Infatti Podemos non corrisponde a una trasformazione diretta di quelle acampadas, così come si chiamavano, in partito. Ma Podemos più crucialmente approfitta del cambio di senso comune. Qui c'è un aneddoto, se mi permette questa digressione, che mi ha raccontato Íñigo Errejón, che è il numero 2 di Podemos, giusto un anno fa. E lui mi diceva che dopo gli indignados, i caricaturisti, i vignettisti spagnoli, a cui piaceva moltissimo dipingere i giovani spagnoli come dei poltroni che se ne stavano a casa fino alla soglia dei 40 anni, non lo facevano più, perché era un'offesa nei confronti di vite che avrebbero sì voluto rendersi dipendenti, ma che non potevano perché materialmente non ce la facevano. Quindi i vignettisti in qualche modo non facevano più quelle non li caricaturavano più così ai giovani spagnoli, proprio perché il senso comune era cambiato grazie a quelle mobilitazioni di piazza. Quindi qual è la differenza tra Podemos e gli indignados? Quel coacevo di richiesta di partecipazione popolare, quelle rivendicazioni anti-austerità e anticasta veicolati dagli indignados erano declinate nel linguaggio dello spontaneismo, dell'auto-organizzazione, persino nel rigetto della democrazia rappresentativa. Però questa strategia non permetteva di trasmettere questa combattività sociale a un piano successivo. Di fatto poi, dopo gli indignados, alla prima tornata elettorale spagnola locale ha vinto il Partito Popolare. Ma come, si chiedevano in molti? Certo, perché non c'era ancora una traduzione politica, non c'era ancora, come dire, un riversamento sul piano elettorale. E di tutte queste energie invece si approfitta Podemos,
che le veicola in un progetto che cerca di conciliare quindi la dimensione orizzontale della protesta, la dimensione orizzontale della rivendicazione, a quella verticale del partito e del movimento che si lancia alle elezioni. E in questo senso Podemos rappresenta un'applicazione pensata, studiata delle teorie di Laclau, e non per analisi mia, ma per detta proprio di Íñigo Errejón, che è il numero 2 e lo stratega del partito. A cosa deve Podemos il proprio successo? Perché un gruppo di intellettuali che fino a quel momento avevano bazzicato all'interno della sinistra antagonista, seguaci persino delle idee di negri, qua facendo riferimento al nostro caso, diventano centrali nel contesto spagnolo? Innanzitutto perché si prefiggono l'obiettivo di unire il popolo e non la sinistra, e iniziano a usare nuove metafore per spiegare meglio la situazione. Si rendono conto che la frontiera destra-sinistra non era più sufficiente a spiegare, non aveva più nessun tipo di seduzione presso la popolazione, e quindi rappresentano la situazione spagnola attraverso la dicotomia tra elite e popolo, avanzando così un discorso nazionale popolare che è interno alle reti simboliche esistenti e quindi facendosi capire da coloro che vogliono e volevano e continueranno a volere rappresentare. Qui poi si potrebbero citare le varie rivendicazioni che articolano il sentimento anticasta, la lotta antisfratti, il nazionalismo catalano, le riscrivono tutto all'interno di un nuovo solco, di una nuova tradizione politica, facendo un'operazione veramente molto intelligente. Sembra che il tempo stringa perché mi guardi con fare severo. Altri elementi sono la semplificazione del linguaggio. Se vogliono posso parlare molto sofisticato, sono degli accademici, però tutti quanti diciamo che quando parlano non tengono Vendola in mente come modello, diciamo, parlano pane pane, vino al vino. Poi ci sono altri contesti, quindi c'è anche una diversificazione del proprio linguaggio. In un contesto del genere parlerebbero in un'altra maniera. La figura del leader del carisma, nella scheda elettorale alle europee del 2014 c'era la faccia stilizzata di Pablo Iglesias, e il ruolo della televisione, perché hanno fatto televisione a livello amatoriale e quindi in qualche modo proiettando la propria presenza all'interno di circuiti solitamente sconosciuti per la sinistra. Breve menzione dell'Italia, poi passo la parola a te, a poi Claudia, che parlerà dell'Italia interamente. In Italia l'unico populismo che mette in discussione alcune delle relazioni di potere esistenti è quello del Movimento 5 Stelle, però l'orientamento del 5 Stelle è un orientamento ambiguo e che non sembra avere come missione centrale l'uguaglianza, tant'è vero che loro ce l'hanno con le elite politiche, le elite economiche, diciamo, non entrano se non in maniera marginale all'interno del proprio discorso. In più un populismo dilatato, un populismo ipertrofico, dove entrano troppi elementi e troppo eterogenei tra loro. A sinistra invece non esiste alcun agente in grado di svolgere il ruolo di Podemos. Il PD non può farlo perché non ha alcun interesse reale a porre sul tavolo la questione dell'uguaglianza, ed è un soggetto di cooptazione, di blandizione delle istanze sociali. Ma nemmeno a sinistra del PD, perché come ho detto prima sono incapaci di pensare oltre l'amministrazione del proprio gruzzoletto di voti e quindi hanno un atteggiamento corporativo. Per finire, io credo che finché non emergerà in Italia un gruppo capace di un atto di fondazione soggettiva, così come è stato quello di Podemos, scusatemi il francesismo, ma credo che siamo proprio fottuti. Grazie. Grazie. Claudio Sopranzetto. Vai. Mi ha colpito questo tuo parallelo sul Movimento 5 Stelle o Podemos, perché una cosa che ho notato quando sono andato in Spagna a occuparmi di Podemos è che loro usano la parola casta esattamente come da noi, con una differenza. E loro per casta non intendono la classe politica, ma intendono quella rete di relazioni fra la politica, l'establishment finanziario, l'establishment economico, mentre da noi casta sono i parlamentari, la politica. Quindi c'è una visione, questo secondo me è metaforico di quello che hai detto. No? Io faccio un'aggiunta all'aggiunta. Casta è un termine che nasce da due giornalisti del Corriere della Sera, che di quell'establishment economico è il cuore, peraltro, il cuore pulsante, quindi è ambiguo anche quello, secondo me, nel contesto italiano. Claudio Sopranzetti, Università di Oxford, andiamo direttamente a questo punto a tutto quello che bolle sotto sto benedetto Movimento 5 Stelle. Va benissimo, io però salgo un attimo là. No, mi sa che sì, ok, perfetto. Ok, allora, in primis, io sono un antropologo, in realtà io sono un esperto di Asia. Il lavoro finora è stato quasi tutto fatto in Asia, sto iniziando adesso a lavorare sull'Italia, pur essendo italiano e pur ovviamente essendo stato parte dei movimenti sociali.
Il tipo di analisi che faccio io, quindi da antropologo, è un po' diversa da quella che avete sentito finora. Finora avete sentito scienziati politici, avete sentito politologi. Io invece tento di fermarmi e focalizzarmi più sull'aspetto umano della crisi, in particolare sui movimenti sociali che sono emersi in Italia dal 2008. In questo io non credo assolutamente che per cercare un nuovo immaginario, una nuova narrazione, dobbiamo guardare a forme partitiche. Non penso che sono i Movimenti 5 Stelle, non penso che sono il PD e non penso neanche che Podemos va analizzato come un movimento partitico in origine, ma va analizzato come il prodotto di anni e anni di movimenti sociali. In questo penso che, come oggi diceva Guy Standing, dobbiamo capire da italiani che la fretta è un problema per i movimenti politici. Il Partito Comunista Italiano ha impiegato 20, 30, 40 anni per legare le lotte politiche dei contadini alle lotte politiche degli operai. Per cui andiamo con calma e ci prendiamo il nostro tempo per creare questo tipo di immaginario. Quindi in particolare il mio intervento ruota su 3 aspetti fondamentali. Il primo, tentare di proporre una visione della crisi come trasformazione delle aspettative e degli immaginari collettivi. Il secondo, rendere chiaro il significato economico e politico di questa trasformazione e le tensioni che ne derivano. E infine mostrare come i movimenti sociali in Italia oggi stiano costruendo terreni di sviluppo per nuovi immaginari, aspettative e sistemi sociali, politici e economici molto spesso sotto il radar della rappresentanza politica di Parlamento. Sono ispirato in questa riflessione dalle parole di Pierpaolo Pasolini. Nel 1974, commentando sul risultato del referendum sull'aborto in Italia, Pasolini dichiarava dalle pagine del Corriere della Sera, che è impossibile immaginare oggi il Corriere della Sera pubblicare una cosa come i discorsi di Pasolini, il fallimento della politica italiana, quella che lui vedeva con lungimiranza come la nascita di un nuovo sistema di valori, basato, e qui cito Pasolini, sull'ideologia edonistica del consumo e la conseguente tolleranza modernistica di tipo americano, attraverso lo sviluppo della produzione di beni superflui, l'imposizione della smania di consumo, la moda e l'informazione, soprattutto in maniera imponente la televisione. In altre parole, Pasolini li accusava di aver trattato quella che lui chiamava la rivoluzione antropologica in Italia, quindi la creazione di un nuovo sistema di valori, in cui purtroppo molti di noi penso che siano nati e cresciuti, come un cambiamento puramente economico, e così facendo i politici avevano frainteso una situazione che lui vedeva come profondamente tragica in quel periodo, come una solamente drammatica da risolvere con soluzioni tecniche. Sin dal 2008 politici e politologi, di nuovo sia di sinistra che di destra, hanno commesso lo stesso errore, io penso. La crisi è stata fraintesa o appositamente presentata, credo come abbiamo sentito in questi giorni, dalla nostra classe dirigente come fenomeno prettamente economico e di conseguenza ci si è ammassati a dibattere, pur rimanendo largamente d'accordo, su che forma dovessero prendere le politiche di austerità, non cogliendo la portata del momento storico e assumendo che le risposte potessero essere esclusivamente di natura tecnica. E qui la lunga fila di tecnici che si sono susseguiti continuando a rendere il problema ancora più grande. In questo senso si è ignorato quello che qualsiasi precario, pensionato a reddito minimo o sottoimpiegato sa benissimo, e cioè che la crisi in corso va al di là di un problema di gestione economica, ma affonda le sue radici nella disgregazione e nel fallimento dell'immaginario collettivo di crescita e di realizzazione personale, anche professionale, che ha dominato l'Italia e gli italiani sin dagli anni 60 e a cui Pasolini faceva riferimento. Questo sistema era basato sulla crescita del debito pubblico su scala nazionale e sulla speculazione finanziaria su scala familiare. E qui potremo aprire un intero discorso su come tutti noi siamo stati partecipi a questa speculazione. Su queste basi il sistema aveva portato a un'omologazione non già delle attitudini di classe, quella forma di borghesizzazione delle classi basse di cui parlava Pasolini, ma anche delle forme di rappresentazione politica verso un'etica di classe media, centrista e tendenzialmente democristiana, ma anche forse soprattutto all'omologazione delle aspettative sociali e degli immaginari collettivi. Quindi immaginiamo come il figlio dell'impiegato, così come il figlio dell'avvocato, così come il figlio dell'operaio, tendevano ad avere un immaginario sul futuro molto simile. Questo sussurrato e spesso non problematizzato sogno italiano, in cui la mia generazione è cresciuta, di nuovo purtroppo perché ci troviamo di fronte oggi all'impossibilità di questo, si basava su alcuni pilastri portanti. Primo, la casa di proprietà, intesa come diritto del ceto medio e come investimento per eccellenza, lo Stato sociale,
la diretta transizione da un percorso formativo a un percorso lavorativo, il lavoro sindacalizzato e perciò stabile, di cui abbiamo sentito il fallimento oggi, la rappresentanza politica delegata a partiti tradizionali e il dare per scontato un aumento di benessere da una generazione all'altra. Questi pilastri, che avevano supportato la crescita italiana fino alla fine degli anni 90, hanno cominciato, come siamo tutti coscienti, a crollare nello scorso decennio e con loro quell'omologazione delle aspettative e forme di rappresentanza che avevano supportato. In questo senso non possiamo compararci alla Spagna o alla Grecia, per cui questa crisi ha portato a galla nuove problematiche. Nel nostro caso, la cosiddetta crisi è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che si è andato lentamente riempendo nelle 2 decadi precedenti, alimentato da un lato dal berlusconismo e dall'altro dallo sterico e legalistico anti-berlusconismo, entrambi capaci di rinnovare queste aspettative e di crearne di nuove, anche di fronte al crollo dei loro pilastri. Per questo assistiamo oggi a una crescente tensione intergenerazionale, basata su diverse e sempre più divergenti aspettative e immaginari. Per questo, a una richiesta di aiuto e alternative da parte della mia generazione viene risposto con una vuota e spesso offensiva predica sulla necessità di sacrificio o con accuse di pigrizia. Per questo, di fronte alla crescita imminente del lavoro precario e flessibile o alla perdita di diritti sociali per le popolazioni più deboli, i sindacati rispondono arroccandosi sul mantenere il diritto dei pochi, rifiutando di rappresentare i più. Per questo, al fenomeno epocale e inarrestabile dell'immigrazione attraverso il Mediterraneo, un fenomeno che costruisce l'Europa come orizzonte di benessere e inclusività, facciamo fronte attraverso continui tentativi di arginare una presunta emergenza, invece che ripensando modalità di interpretare il concetto di cittadinanza, come si parlava prima, la portata dello Stato sociale, così come l'idea stessa di Europa. Per questo, infatti, i partiti tradizionali si trovano sempre più incapaci non solo di capire la nazione, ma anche di raccontarla e attraverso questo racconto ripensarla e attivarla, sia politicamente che economicamente. In altre parole, ci accaniamo a mettere pezze su un tessuto sociale, politico ed economico che è ormai lacerato, mentre un qualsiasi sarto saprebbe dirci che cucire pezze su un tessuto sfilacciato contribuisce solo a logorarlo più velocemente. Dove i politici hanno fallito a cogliere questo senso comune, io penso, è proprio lì che nuovi movimenti sociali come quelli per il diritto della casa o per la sovranità alimentare, seppure su scala locale e sotto il radar delle manifestazioni di piazza o dei partiti politici, stanno creando un terreno nuovo, dove ritessere questi stessi filamenti in una nuova configurazione. Un lavoro certoso che sicuramente prenderà tempo, che però è necessario per uscire da questa crisi capita in senso generale. Ora è facile dirmi che sto esagerando l'importanza delle aspettative e degli immaginari, mentre invece il problema è spiccatamente economico e politico. Questo riduzionismo, spesso proposto dalla classe dirigente italiana, ignora che le aspettative e gli immaginari hanno dirette e chiare conseguenze sia politiche che economiche. Fatemi darvi qualche esempio. Economicamente le aspettative hanno un ruolo centrale nel sostenere quella fiducia dei mercati, tanto millantata come motivazione per le politiche di austerità sotto il mantra deresponsabilizzante di ce lo chiede l'Europa. Quindi in quel senso le aspettative sono importanti al mercato economico. Così come, in maniera più diretta e chiara, questa crisi delle aspettative è alla base del continuo aumento della percentuale di giovani che hanno abbandonato anche la speranza di trovare un lavoro e che rimangono semplicemente inattivi. Quindi se guardate questo grafico, dal 2004 la percentuale di giovani inattivi, tra i giovani lavoratori tra i 15 e i 34 anni, è salita al 50%. Mentre se guardate l'inattività per persone nella fascia d'età successiva è andata scendendo. Quindi chiaramente qui vedete l'effetto di diverse aspettative sul futuro, quello che significa cercare o non cercare lavoro e quindi rifiutare in qualche modo di trovare un'aspettativa per il futuro. I significati però non sono solo economici. Dal punto di vista spiccatamente politico, se volete, la questione è ancora più basilare, quasi antropologica. L'uomo, come Aristotele diceva, è un animale sociale, che aggiungerei socializza attraverso il racconto. È infatti la dimensione narrativa, sia prettamente linguistica che immaginativa, che ci rende umani. E sono esattamente queste narrative che supportano l'azione politica, sia come creazione di un soggetto politico che come attivazione della sua potenzialità. Pensiamo al ruolo storico del I Have a Dream di Martin Luther King a Washington, una narrativa che condensava e dava uno slancio al movimento dei diritti civili americano. O, a noi più vicino, il discorso di Alcide De Gasperi
alla conferenza di pace di Parigi del 1946, in cui lo statista italiano, in un discorso, ricostruiva e presentava sul palco internazionale il popolo italiano del dopoguerra, afflitto nelle sue parole dal passato fascista, ma anche unito nel suo superamento, e così facendo definiva le caratteristiche portanti di quello che sarebbe diventato l'immaginario repubblicano del paese. Purtroppo questo lavoro politico della costruzione di immaginari è stato sottovalutato e abbandonato dalla classe politica italiana. Nel nostro paese, infatti, la crisi dell'immaginario precede la crisi economica, contribuisce alla sua portata e ne limita le possibilità di uscita. Si fa fatica, infatti, ieri stavamo provando a pensare a quale fosse, a ricordare un discorso politico italiano dello scorso decennio che abbia catturato l'immaginario della popolazione, che abbia galvanizzato una risposta collettiva o semplicemente proposto un atto di rivalsa. È precisamente qui, credo, che diventano rilevanti i movimenti sociali dell'Italia contemporanea, nella creazione di questi spazi sociali e territori politici in cui far nascere e alimentare nuovi immaginari e aspettative, nuove narrazioni collettive e forme di azione politico e partecipazione economica. Chiaramente siamo agli albori di questo processo, in un periodo fondamentale ma solo di riconoscimento, in cui realtà sociale e nuovi immaginari si stanno aggregando su scala piccola. Come diceva Lao Tzu, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. In questo senso, molti di noi, assorditi dal frantumarsi degli immaginari precedenti, rischiamo di ignorare il quieto emergere di una nuova foresta. Così cerchiamo il movimento sociale tradizionale, la folla in piazza, il nuovo partito, e non trovandolo ignoriamo e sottovalutiamo la vivacità politica che sta emergendo altrove. Oggi in Italia sono i movimenti per la casa, i movimenti per la sovranità alimentare, nelle forme più diffuse e blande dei gruppi d'acquisto solidale, ma anche in quelle più militanti di genuino clandestino. Sono le fabbriche riprese e riaperte collettivamente da quelli che erano loro dipendenti e le mobilitazioni dei lavoratori della logistica, molto spesso migranti. Questi sono i terreni in cui un nuovo tessuto sociale, economico, politico e narrativo si va costruendo intorno a alcuni tratti che li accomunano. E di nuovo penso che la Val di Susa sia un esempio di questo, semplicemente locale, semplicemente da scoprire. In primis, questi movimenti tendono a ruotare intorno a una richiesta di sovranità, come diceva Paolo prima, alla volontà di essere padroni della propria situazione abitativa, alimentare, produttiva o lavorativa, come forma di attivazione politica e tentativo di riconquistare quel futuro che la gestione politica della crisi, e non la crisi, come fenomeno prettamente tecnico, ci ha tolto. In seconda istanza, questi movimenti sono accomunati da una specifica composizione sociale, di cui abbiamo parlato oggi, Gay Standing ha parlato. Nelle occupazioni abitative di Milano, Roma o Pisa o molte altre città, così come nei mercati di genuino clandestino o nelle forme di resistenza di nuovo dei lavoratori della logistica, nella pianura padana principalmente, si mescolano giovani senza aspettative, sottooccupati e disoccupati cronici, anziani, spesso solo tenuti a galla dal welfare, madri single e immigrati abbandonati in zone grigie legali e esistenziali che si riconoscono e collaborano per creare un nuovo tessuto sociale e nuovi immaginari collettivi, ma lo fanno nel concreto del contatto quotidiano e non in progetti prettamente analitici o partitici. Alla fine, che se ne voglia dire, Podemos in Spagna nasce nella piazza, nei movimenti locali e nella piattaforma degli ipotecari contro lo sfratto e non nelle aule stantie di università o nel grembo di partiti che li precedono. Si sviluppa in questo senso, come diceva Samuele, nell'incontro con la realtà politica del Sud America e non nel compiacimento accademico o partitico. In questo senso, la maggioranza invisibile di cui parlano Emanuele e Alessandro, se emergerà come soggetto politico unificato, lo farà in questi terreni e attraverso lotte e progetti collettivi e non in virtù di un'analitica idea di confluenza delle parti sociali. I movimenti sociali in Italia nel presente vanno visti sotto questa luce, non come potenziali sacche umane per i progetti partitici, come molto spesso vengono presentati, sembra che un movimento politico ha senso solo se può essere assorbito da un partito, ma come spazi generativi da contrapporre all'aridità delle aule parlamentari e delle sedi di partito. I movimenti sociali in questo momento sono laboratori di partecipazione, di attivazione politica e di generazione di alleanze immaginari collettivi e non sono laboratori di rappresentanza, non stanno cercando di creare una forma di rappresentanza, specialmente non parlamentare.
compararli e giudicarli in relazione a forme ortodosse di rappresentanza politica o sulla base della loro abilità di esprimersi come blocchi elettorali significa perciò non comprendere la loro funzione storica come terreni su cui ricostruire nuovi tessuti sociali. Qui, credo, ci stiamo giocando molte delle nostre opportunità di superare questo momento storico. Senza una narrativa politica, senza nuovi immaginari sociali, senza nuove aspettative economiche, senza in altre parole una nuova rivoluzione antropologica, l'Italia potrà solo, nel migliore dei casi e come vediamo, rimanere a galla. Nel dopoguerra fu l'emergere di questi elementi in congiunzione col supporto americano a rialzare il paese. Nel presente, sebbene la cosiddetta crisi rimanga incomparabile alla istruzione e alla miseria di quel periodo, il paese sembra essere spossato, seduto e senza prospettive. Einstein diceva che pensare di ripetere la stessa cosa più volte e aspettarsi un risultato diverso fosse la definizione di follia. Pensare che saranno gli stessi partiti politici o tecnici che questa sera parleranno che hanno creato e mal gestito questa crisi, a tirarcene fuori non è da meno, è un atto di follia. Se abbiamo qualche speranza non è da riporre negli stessi personaggi che hanno generato la crisi, mal gestito le sue conseguenze e che ora parlano di rinnovamento, ricostruzione o ripartenza. Essi non hanno solo dimostrato di non essere in grado di gestire questa crisi, essi sono la crisi. E se avessero un minimo di rispetto per questo paese avrebbero l'umiltà di farsi da parte. La speranza risiede, credo, nei territori locali e nelle idee che stanno producendo e nelle nuove forme sociali, economiche e narrative che stanno sperimentando. La speranza richiede nel precario che nei ritagli di tempo inventa una nuova attività, nell'immigrato che immette nuova energia nel nostro sistema o nella pensionata che fa difficoltà a arrivare a fine mese ma per sopravvivere reinventa forme abitative, nuovi sistemi di sostegno e nuove attività economiche. Per concludere, la speranza risiede nei movimenti sociali e nella loro abilità di costruire un immaginario collettivo per un paese che è stato abbandonato dalla sua classe dirigente letteralmente sull'orlo del futuro, ad osservarlo col terrore dell'abisso. Grazie. Grazie. Visto che si parla di movimenti locali, io volevo coinvolgere il professor Mauro Pascolini dell'Università di Udine e parlare di movimenti sociali che partecipano al progetto del governo del territorio in relazione al terremoto del Friuli. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io diciamo abbasserò un po' il livello, legandolo alla terra, il livello del finora condotto di elaborazione su alcuni aspetti teorici di quelli che sono i movimenti sociali, i movimenti di base e anche il futuro che ci aspetta a livello nazionale e a livello internazionale. Facendo una lettura nel nostro passato a 40 anni dal terremoto del Friuli. 2016 sono 40 anni del terremoto e credo che molte delle parole che ho sentito prima, io sono un geografo, posso aggiungere sociale, formatomi anche vicino al mondo della sociologia, quindi molto attento a fare alcune letture che dal territorio poi legano e animano movimenti. Pensate, oggi avete citato i Notav, ma l'opposizione agli elettrodotti, tutta una serie di questioni. E ho rivisto e ho riletto proprio sentendo anche i vostri interventi e quindi confermando in questo breve tentativo di lettura che ho fatto che in fin dei conti una serie di questioni sono state anticipate in quella straordinaria stagione che va dal maggio 76 al settembre 76, in cui il popolo friulano, ecco il tema popolo come ritorna in una chiave poi intergenerazionale ma anche interclasse sociale, in quel periodo prende in mano e progetta il proprio futuro, la propria ricostruzione, cercando di dare una risposta in termini di alternativa. Alternativa a che cosa? Alternativa ad alcuni progetti che subito dopo il devastante terremoto del Friuli erano stati messi in campo. Ad esempio, no alla grande Udine, che era un discorso che veniva fatto, non si ricostruisce,
in fin dei conti Udine aveva poco meno di 90.000 abitanti, e possiamo costruire sul modello di una grande città che il Friuli non aveva, essendo caratterizzato da una rete di piccoli paesi. No alla nuova immigrazione. Uno degli altri temi che in quei giorni caldi si discuteva è che i friulani avrebbero ripreso la valigia, e soprattutto l'altra grande alternativa in cui il movimento di base, che tratteggerò molto brevemente, era il pericolo della non ricostruzione. Infatti, che cosa viene coniato subito? Alcuni slogan che sono significativi, che possono essere letti come Podemos o i Dignados di oggi, e non c'erano i social, e l'unica cosa che muoveva, come vi dirò brevemente, era il ciclostile con cui veniva stampato gli organi di informazione che animavano i movimenti di base. Ad esempio lo slogan dalle tende alle case, cioè quell'idea che poi si sa non può essere mai realizzata in un momento di stress territoriale come il terremoto, il passaggio all'idea di avere subito la casa. E dove? Dov'era e com'era. Quindi il forte radicamento al proprio borgo, al proprio paese, alla rete strutturale che permette poi a questo movimento di avere una crescita e una risposta eccezionale. Ci sono alcune immagini che mostrano il modello di come le tende venivano posizionate, non come all'Aquila in recinti difesi e armati, ma vicino alle singole case, no? E quindi o al singolo borgo dove il contadino poteva continuare a vedere del proprio appezzamento di terreno, poteva continuare il piccolo allevamento, ma soprattutto poteva avere un contatto fisico e un legame con la propria casa. Si potrebbe parlare di modello Friuli, richiamerò alla fine alcune considerazioni. Non entro nel modello Friuli di cui sia il professor Fabbro che Magnaghi hanno parlato nella prima giornata. Richiamo solo il contesto. Punti di forza di quella grande esperienza sono stati anche qui alcune scelte controcorrente che forse una classe politica, pur legata ai modelli che avete tratteggiato molto bene, aveva intuito come elemento di forte innovazione, il decentramento amministrativo. Cioè è stata una rivoluzione per lo Stato italiano. La ricostruzione non viene fatta dal Ministero dell'Interno attraverso i suoi funzionari, ma i sindaci diventano protagonisti in prima persona. Una rivoluzione, no? Nella possibilità di far crescere quella che è la democrazia di base. Secondo elemento, prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. Ritornerò brevemente sul ruolo del clero, ad esempio, come animatore di movimento sociale di base. E infine una ricostruzione, un altro termine che qui si è usato moltissimo, una ricostruzione che doveva partire dal basso. Allora, cosa succede? Come si legge questa cosa e perché si forma un movimento di base? Ed è interessante l'analisi della situazione di chi anima inizialmente questo e permette di far scattare questo grande movimento che porterà, tra l'altro, il 16 luglio del 76, ci sono alcune immagini, ben 3.500 friulani, da giovani a anziani, a Trieste a protestare. Cioè voi immaginate in un Friuli rurale, democristiano, in cui c'era, in Friuli si dice iessi sotans, essere sottomessi, in cui il riconoscimento dell'autorità costituita era totale, che si prende in corriera dalla zona terremotata e si va a protestare in regione. No? È stato un momento eccezionale quello di cambiamento radicale. C'è una congiunzione tra chi era andato a studiare fuori, gli anni 70, 75, 76 rappresentano quella fase in cui il Friuli, che non è più solo agricolo, ha conosciuto l'inizio del boom economico e le famiglie mandano i figli all'università. No? Ed è interessante perché
dice chi ritorna, chi ha questa sensibilità, dice passa da una visione locale ad una visione globale. Anche questo è un tema interessante che avete toccato. E gli universitari che vengono colpiti dal terremoto e ritornano ad animare questo movimento portano temi generali, la questione friulana, l'emigrazione, l'Università del Friuli, vengono raccolte durante il terremoto 125.000 firme che porteranno all'istituzione dell'università, le servitù militari, addirittura l'idea di una nazione friulana e l'autonomismo. Esce un libro in quel periodo che si chiama Friuli, Movimento Popolare Terremoto. Significativo, c'era la bandiera del Friuli, poi con l'emblema anche di un fucile, perché era tutta una situazione molto particolare. Che cosa succede? La popolazione, in un momento di stress, superata l'emergenza, forma il comitato delle tendopoli, cioè si accorge subito che c'era bisogno di avere un riferimento auto-organizzato dal basso per poter gestire sia l'emergenza, ma per gestire il processo di ricostruzione. Il comitato di coordinamento riafferma ancora una volta che i comitati delle tendopoli sono e vogliono restare l'espressione di base della volontà della gente e quindi non sono disposti ad avallare scelte verticistiche. Cioè il richiamo formidabile all'idea che il progetto di territorio, il progetto di ricostruzione, il progetto di sviluppo economico che stava dietro doveva essere un progetto condiviso con la base. L'altro elemento innovativo che io ritrovo 40 anni fa, forse in quel caso i friulani raramente sono stati così innovatori, così precursori di alcune situazioni, è stato che subito dopo il movimento dalla tendopoli si è trasformato in coordinamento delle tendopoli dei paesi terremotati. Quindi si crea quella che oggi chiamiamo rete. Rete attraverso cosa? Attraverso riunioni che si formavano spontaneamente, attraverso una rete informale, ma attraverso soprattutto l'unico strumento che era il bollettino del comitato di coordinamento, che tra l'altro viene scritto in friulano e c'è tutto un discorso che adesso non abbiamo tempo di fare, ma che riguarda molto alcuni temi di oggi, cioè la coscienza del proprio ruolo, della propria cultura e come questa può essere spesa in termini di costruzione di un movimento. Ed è interessante, 2 minuti, come viene descritto i protagonisti intellettuali che si mettono a disposizione della crescita del movimento. C'era una grande libertà di pensiero, o almeno si era convinti di possederla. Poi la provenienza dal mondo cattolico ci rendeva molto attenti alla persona, alla solidarietà, insomma verso quei grandi temi che ora sono in ripresa. Però il nostro mondo era un mondo piccolo, non avevamo strumenti di ora, a parte i giornali. Nasceva in quegli anni il Manifesto, qualche anno prima nasceva l'Espresso e l'Espresso era proprio settimanale che ci portava il mondo in casa perché altro non c'era. Quindi noi vivevamo molto la situazione locale, al massimo interregionale. Però è interessante da questo perché questo comunque, questa attenzione ad una mentalità, a un modo completamente diverso da quella realtà, fa crescere la coscienza che bisognava prendere in mano il proprio futuro di progettazione della ricostruzione. E la partecipazione è stata trasversale anche nel volontariato. Sono temi che andrebbero approfonditi. Ad esempio, in quei mesi i diversi campi delle tendopoli, qualcuno di voi che vedo qui ha partecipato a quella stagione, c'era Comunione e Liberazione, c'erano gli scout cattolici, c'erano alcuni gruppi organizzati dell'area politica, c'era Lotta Continua che fece le famose brigate del fieno a Ravascleto per andare a aiutare gli alpigiani a tagliare il fieno, sono stati fatti correre perché non avevano alba di come si poteva tagliare il fieno e sono andati pensando, si sono messi in alto a tagliare, invece è esattamente il contrario. Le avanguardie proletarie. Sì, però poi c'era, no, per capire come questo è stato un elemento assolutamente trasversale in cui un ruolo fondamentale ce l'ha avuto ad esempio la Chiesa. Il clero
quella rete di elementi sociali che costituivano la matrice di base. Ed è emblematico che il 4 agosto del 76, quando Andreotti viene a visitare la caserma Goi, il vescovo Battisti si rifiuta di entrare con i politici e i rappresentanti della politica e resta con la popolazione. Allora, tutto questo che cosa ha portato? Ha portato a un fortissimo movimento di base sociale, a creare, ad immaginare proprio quello che poteva essere il futuro di questo e a porre le basi forse di un movimento più strutturato. Questo non è successo per due motivi. Il primo, il 11 e il 15 settembre torna il terremoto e inizia quella che è l'esperienza dell'esodo. La popolazione, le baracche non sono ancora, perché bisogna chiamarle baracche, non case come all'Aquila, non vengono ricostruite, la popolazione deve andare nelle zone balneari o nelle zone di montagna. C'è un modello molto interessante, anche qui non riesco ad approfondirlo, in cui comunque le amministrazioni comunali trasferiscono anche i propri presidi nei luoghi dell'esodo, mantenendo il più possibile la struttura del borgo sociale. E l'altro motivo è che forse non c'era fin dall'inizio l'idea di trasformare in esperienza politica quella che era il movimento di base. Quando a settembre poi comunque i partiti politici o chi era più addentro alle cose cerca di trasferire, di trasformare il movimento in una struttura più definita, la cosa si disintegra, viene a cadere e quindi non ha questa evoluzione successiva. In conclusione, mi sono chiesto, anche vedendo il tema, che cosa ha insegnato questo? Sarebbe possibile oggi ripetere una tale esperienza? Se io vedo l'Aquila e l'esperienza dell'Aquila direi di no. Lì c'è stato il movimento delle carriole, però è stata una cosa molto finalizzata e non ha avuto questa dimensione che ha avuto qui in Friuli. Anche qui bisognerebbe analizzare poi il modello di intervento della protezione civile, come sono state create alcune delle situazioni. Ma io credo che un movimento sociale e il movimento sociale e l'esperienza del terremoto e questa esperienza di gruppi sociali e di movimento abbia tratto forza da alcuni elementi che sono la contiguità fisica, quindi il tessuto relazionale di borgo, di paese, che oggi, ad esempio, decontestualizzando, siamo tutti connessi, ma non c'è questa rete di solidale, di contiguità, che ha permesso il fatto che un'esperienza individuale, uno stress individuale diventasse elemento collettivo di partecipazione democratica e sociale. E quindi io penso che oggi, a fronte anche di bisogni così forti, perché c'è tutto il tema legato alle catastrofi, a quello che innescano, penso che la risposta non sia la nascita di un movimento come è stata, ma solo una sommatoria di tanti bisogni individuali che forse vengono veicolati rapidamente su WhatsApp, su Facebook o tramite SMS, ma non costituendo un reale momento di protesta e di costruzione di immaginazione per la propria rinascita. Grazie mille. Sono le 4:39, le 5 io vorrei chiudere, quindi mi dovete fare la promessa che se faccio delle domande 5 minuti. Stiamo... ok. Sì, no, l'unico che... No, anche Alessandro ha detto anche meno. No, partivo da Alessandro perché nella tua presentazione hai citato una bellissima frase di Slavoj Žižek quando dice che ogni fascismo viene da una sconfitta della sinistra. Mi è venuta in mente, mentre ne parlavi, una frase di un altrettanto noto pensatore di questi ultimi mesi, che è Yanis Varoufakis, che ce lo siamo già un po' dimenticato, ma... No, sto facendo l'appello adesso. Esatto.
Ma lui scrisse sul Guardian una frase che mi è molto rimasta impressa, che era bisogna salvare il capitalismo da se stesso. Sì, è quello che dice anche Robert Reich nel suo ultimo libro, non so se hai Esatto. visto. E volevo capire un attimo questa cosa, nel senso, dobbiamo... cioè, la sconfitta della sinistra passa per il non riuscire a essere antagonista al capitalismo oppure veramente dobbiamo salvare il capitalismo da se stesso? Dico dobbiamo, insomma, ci Ma siamo guarda, capiti. citavo Reich perché è uscito questo libro che secondo me è abbastanza interessante, anche in italiano. Eh, provo a sintetizzarlo proprio in un modo compatibile con i nostri tempi. Una serie di fenomeni, fra cui l'eccesso di concentrazione di ricchezza, l'eccesso di disuguaglianza, l'intelligenza artificiale, la robotica, gli algoritmi che rendono molto più rarefatto il mondo il lavoro, i jobs, e altri fenomeni simili hanno creato una situazione in cui il capitalismo non può, secondo Rai, non può funzionare. Anche qua banalizzo un po' e me ne scuso per il semplice fatto che non viene, il reddito viene slegato dal lavoro, essendo il reddito slegato dal lavoro, il lavoro non ce n'è più, il reddito viene slegato dal lavoro, la ricchezza si concentra, il meccanismo di produzione e consumo va a rotoli, perché non ci sono, non essendoci lavoro non c'è reddito, non essendoci reddito non c'è consumo, non essendoci consumo non c'è produzione, infatti siamo in deflazione. E quindi Reich sostiene in sostanza, che non è uno che sia proprio di estrema sinistra, lavorava con Clinton, insomma, no? Era ministro con Clinton, sostiene in sostanza che soltanto una parziale redistribuzione di ricchezze può salvare il capitalismo, può evitare, e qui torniamo al discorso di prima, il propagarsi di movimenti che per pigrizia chiamiamo antisistema, cioè ricondurre il dibattito politico all'interno di una dialettica tradizionale, completamente non sarà possibile, ma all'interno di una dialettica non esplosiva, come i partiti antisistema, parte di loro, rischiano di fare, è un risultato a cui si può arrivare soltanto attraverso una redistribuzione di ricchezze. E guarda che alcuni teorici, specialmente nella costa occidentale americana, ci sono dei teorici del reddito, se ne parlava stamattina sempre con ormai stracitato quei standi, Non so se avete capito che c'è tocca ai che ci è standing piaciuto stamattina a tutti quanti. A me sembra di aver capito sta cosa. Nella costa occidentale americana ormai ci sono alcuni economisti, ma non solo economisti, persone che vengono più dal mondo della produzione digitale che non dagli studi accademici, che non sono affatto di sinistra, ma che sostengono che senza un reddito distribuito, reddito minimo, che poi sia il minimum wage, siano altre forme, con o senza con o senza la cittadinanza, eccetera, non voglio entrare nel dibattito perché stamattina abbiamo sfiorato sulla differenza tra reddito minimo garantito, reddito di finanza, eccetera, comunque una forma di redistribuzione del reddito attraverso la fiscalità generale, attraverso in particolare l'imposizione delle aziende di beni impalpabili che producono profitti spaventosi come Apple, Google, eccetera, tutte le altre, solo questo, anche persone che non lavorano, solo questo può garantire una forma di capitalismo che non batte in testa, che non implode. Io personalmente, anche se mi accusano di essere radicale, mi considero orfano dei socialdemocratici, cioè io mi considero orfano della pecora che va tosata di Olof Palme. E le nuove forme per tosare la pecora sono decisamente più complesse e globali di quelle vecchie che sono fallite, no? Anche perché non c'è più lo Stato, perché l'economia è globalizzata internazionale, eccetera. Però la questione del capitalismo che deve salvarsi da se stesso, dalla sua voracità, avete visto quel bellissimo film che è La grande scommessa, che in questi giorni nei circuiti, lo consiglio a tutti, sulla la voracità del capitalismo che distrugge se stesso, avvenuta con la crisi delle case nel 2008 in America. È uno dei temi più caldi della politica, noi abbiamo tempo solo di sfiorarlo, ma è uno dei temi più caldi. Io credo che sia una delle questioni che la politica non può non affrontare, ma a livello internazionale così come a livello locale in senso nazionale. Perché se poi il capitalismo batte in testa così violentemente, lo vediamo gli sforzi spaventosi che sta facendo adesso a livello di Banca Centrale Europea, a livello di Unione Europea, per arrivare a dare un minimo di inflazione in più, per uscire dalla deflazione, che è uno dei temi più caldi che ci sono. Ecco.
Sì, in Europa, come diceva stamattina sempre Guistini, abbiamo battuto moneta per dare il reddito minimo alle banche, però questo è stato poi Un'altra forma di reddito minimo garantito. No, Paolo, io volevo tornare sulla questione internet, più che altro perché abbiamo parlato di uberizzazione dell'economia, sapete, Uber e tutto questo tema per cui non è più chi ha il mezzo di produzione, in questo caso la macchina, che diventa ricco, perché comunque si trattiene il valore, ma chi ha il mezzo di intermediazione, cioè in questo caso la app. Io ho fatto una volta un dibattito con Benedetta Reselucini di Uber e lei mi diceva, beh, non siamo un'azienda di trasporti, noi siamo un'azienda tecnologica, eppure è un'azienda tecnologica che sta distruggendo, sta cambiando radicalmente il mercato del trasporto. Internet è questo, internet è anche i movimenti delle primavere arabe, i movimenti... Allora, faccio un esempio stupido. Erdogan tutte le volte che c'è un casino chiude Twitter. Che mi racconti di questo? Qual è il ruolo di internet dentro questa dialettica tra antagonisti istituzionali, popolo e elite? Ma quella contraddizione è centrale perché spesso dà vita a delle confusioni, no? Proprio per quello, perché dicono, ma questi attivisti che sono contro l'inuguaglianza prodotta dal capitalismo utilizzano gli strumenti più identificativi di quel capitalismo. Ma in realtà è quello che hanno sempre fatto i movimenti sociali, no? Il movimento dei lavoratori cerca di riappropriare la fabbrica e, come già dice Marx, non è solo un luogo d'oppressione, ma anche un luogo di organizzazione, perché sono tutti quanti concentrati lì, si mettono assieme e fanno qualcosa, no? Quindi veramente quel tipo di, come dire, sospetto è un po' il sospetto che viene un po' dalla visione purista, no? Di movimento, no? Di quelli che pensano che andare a fare una comune agricola, rurale, sia la soluzione ai problemi della modernità, no? Che Scappare dalla sì, modernità, che i se la soluzione è telefoni... quella della modernità. Cioè, noi dobbiamo fare i conti con la modernità radicale in cui siamo immersi, con i telefonini che abbiamo in tasca, con i computer che utilizziamo, con le pagine internet, facendo i conti con le loro ambiguità e le loro contraddizioni. No? Siamo in una situazione di capitalismo di monopolio digitale. In qualche modo la metafora è quella della Gilded Age, l'era d'oro, l'era dorata americana, alla fine dell'Ottocento, in cui c'erano i monopoli, i grandi trust del petrolio, i grandi trust delle ferrovie, e contro cui sorgono i movimenti populisti. Cioè il populismo moderno americano del People's Party è uno degli esempi più famosi di populismo democratico. Lottano contro questi grandi monopoli perché vedono questi monopoli come dei monopoli rapaci. Lunedì scorso abbiamo avuto la grande notizia, no? Una notizia che comunque segna questo passaggio tra capitalismo industriale e capitalismo digitale, il fatto che Google è adesso la più grande compagnia al mondo per valore di mercato con 370 miliardi di dollari di valutazione e ha superato fino a pochi anni fa, fino al 2014, le prime compagnie nel numero 10 non c'era nessuna compagnia digitale, erano ancora tutte quante automotive, oil, no? Le compagnie, i grandi giganti e il capitalismo industriale. Quindi è veramente una cosa significativa quello che sta succedendo. In quel contesto lì è chiaro che quelle imprese sono quelle che ha più alto tasso di profitto, quelle che stanno estraendo il più alto surplus. E quindi, come sempre succede con il capitalismo di monopolio, una politica pubblica progressista significa andare al collo di bottiglia. I colli di bottiglia sono GAFAM, come dice Bruce Sterling, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Andare lì, bussare alla porta, abbiamo saputo che avete Tosare le pecore. 370 miliardi di dollari, cioè, appunto, io non penso al comunismo, a distruggere il capitalismo, non sono in questa prospettiva e non penso che i movimenti e neanche Podemos e i partiti di sinistra siano in quella prospettiva. Alla fine è un discorso socialdemocratico, che però sembra molto radicale in questi tempi. Cioè in realtà è una cosa veramente moderata, in qualche modo è salvare il capitalismo a se stesso, però in un modo che adesso è inaccettabile per l'oligarchia che controlla quel capitalismo, no? Quello è il paradosso. Qui andare lì a bussare alla porta, 100 miliardi ce li date? No, non ve li diamo. Chiudiamo Amazon. Un centro per le app a Napoli. Perché l'Italia deve permettere a Amazon di operare quando Amazon compete in maniera ingiusta con i distributori italiani? Non paga le tasse come fanno i distributori italiani. Perché l'Italia deve permettere a imprese basate a San Francisco di competere in maniera ingiusta con le imprese italiane? O stanno alle regole del gioco dell'Italia e dell'Europa, se non stanno alle regole del gioco li chiudiamo. Chiaro, è difficile chiudere un'impresa in un mondo globalizzato, ci sono 1000 modi in cui possono scappare, però si vede anche che hanno paura, vanno a contrattare quando comunque si alza la voce. Il tema dell'arbitraggio fiscale in Europa meriterebbe, penso,
un future forum a parte più o meno. Però il tema è interessante, aggiungo un dettaglio a quello che dici tu. Tutte queste 5 aziende, il GAFAM, quello che dici tu, se tu guardi invece che la quantità di reddito che hanno queste aziende, la quantità di brevetti tu trovi più o meno la stessa classifica. Cioè la cosa pazzesca è che queste aziende sono aziende che generano brevetti che distruggono mercati, quindi è un distruggere il capitalismo dentro il capitalismo, quello che oggi genera valore, cioè non è più rendita, ma è capacità di creare continuamente mercati nuovi e quindi distruggere tutta la concorrenza attraverso un'innovazione radicale. Quindi c'è sempre questo gioco di specchi incredibili tra il turbocapitalismo e l'antagonismo al capitalismo. Questo è molto interessante. A te faccio una domanda invece su Podemos. Tu dici che va al governo, adesso chiudiamo gli occhi e pensiamo che alla fine ce la fanno a formare un governo socialisti e Podemos. Non c'è il rischio che alla fine poi questi movimenti antagonisti una volta al potere si istituzionalizzino e comunque si annacquino dentro un meccanismo che ricorda molto quella sinistra che diventa destra. Ti faccio un esempio molto recente, molto stupido, poi su queste cose possiamo dibattere all'infinito se Tsipras più o meno abbia accettato un memorandum che è simile, se non uguale, a quello che era stato proposto a Samaras, se comunque abbia fatto ritornare le lancette dopo 2 elezioni e un referendum esattamente al punto di partenza. Però diciamo che il radicalismo si annacqui alla prova della realtà è un rischio, o sbaglio? Beh, sicuramente un rischio, però una breve presentazione degli scenari che si aprono di fronte a Podemos. No? Podemos c'ha 3 scenari di fronte. Uno scenario preferito dove manterrebbe molto chiara quella linea, quell'antagonismo, quella frontiera nei confronti di quello che ha chiamato il regime del 78, quindi l'alternanza tra il Partito Socialista spagnolo e il Partito Popolare, e quella di un'alleanza tra il Partito Socialista spagnolo, il Partito Popolare, con la stampella di quel nuovo soggetto pseudo-populista di centrodestra che si chiama Ciudadanos, cioè cittadini. No? Quello da un certo punto di vista è lo scenario preferito da Podemos, perché in quel modo lì quello è esattamente lo scenario che gli permette di non annacquarsi. In quel caso sei mantenuto al di fuori dei giochi di potere e puoi continuare a fare opposizione molto pesante, soprattutto se ci sono i popolari di mezzo, le politiche di austerità probabilmente continueranno a venire implementate e forse verranno addirittura approfondite, e quindi in quel caso il Partito Socialista va incontro a una situazione, a uno scenario di pasochizzazione, cioè di fatto lo prosciugherebbe dei voti storici, dei voti di tutti coloro che in qualche modo hanno continuato a votare socialisti pensando al cambiamento. Il secondo scenario è quello che dici tu. Il terzo, per la cronaca, è quello che non si forma nessun governo nelle trattative delle prossime settimane e si ritorna alle elezioni. Il secondo scenario è quello che dici tu, cioè si forma effettivamente un governo sulla scorta, sull'impronta di quello che è successo in Portogallo, quindi una coalizione tra socialisti, Podemos, Izquierda Unida, che è la nostra sinistra equivalente alla nostra sinistra radicale, più l'astensione di tutta una serie di movimenti territoriali nazionalisti. E per lì Podemos c'è lo scoglio, chiaramente, da una parte se quel governo si può formare non può impedire di formarlo, perché rimarrebbe col cerino in mano di coloro che hanno permesso il ritorno dei popolari al governo. Quindi l'elettore medio, l'elettore non particolarmente politicizzato in Spagna, quello che vuole, chiaramente che partecipa per il cambio politico, vuole che i popolari non tornino al governo. E ora però dovrà stare attenta, però ha 70 parlamentari, e non ha il 3%, e quindi avrà molto più potere contrattuale nella sede parlamentare per mettere delle linee rosse. Io credo che comunque si tratterà di una legislatura breve, di una legislatura molto breve, perché le contraddizioni in seno al Partito Socialista sono evidenti. C'è una alla destra che spinge per l'alleanza con i popolari, un'altra ala che si rende conto che stare con i popolari è come dire mangiare oggi ma morire di fame domani, come è successo con il PASOK, e quindi in qualche modo non faranno grandissime riforme insieme. L'importante per Podemos è non naufragare nella palude e nella miseria, come diceva anche di Gramsci, della vita parlamentare, cercando in qualche modo di mettere in evidenza quelle che sono le grandi contraddizioni. Un partito di popolo che ormai però il popolo non lo rappresenta più. Grazie. Il Parlamento non ci aveva fatto una grandissima figura oggi pomeriggio, nel senso, Aula Stantia, cioè quello sono stati più o meno, diciamo, i toni sul parlamentare. E tu, soprattutto, Claudio, hai parlato di movimenti. Sì, facciamo domande dal pubblico, allora meglio. Anche se non è per me, non importa se c'è domande o interventi o opinioni. Sì.
dire, ho ascoltato anche delle cose urticanti che però spero che mi abbiano fatto bene, nel senso che prendo atto che ci sono modi di pensare e anche di fare la politica diversi da quelli che ho fatto io, ad esempio. E Pasolini io ho cominciato a leggerlo nel 77, dopo il terremoto del Friuli. Ora, scoprire una citazione di Pasolini qui, associata a quello che è stato detto oggi, in qualche modo mi colpisce, ma so benissimo che di Pasolini, che comunque continua a essere molto poco letto, si può dire di tutto e di più. Il punto vero che mi ha urticato è la storia, nel senso che gli interventi hanno fatto piazza pulita della storia precedente, Gramsci compreso, che si riferiva al Parlamento liberale di cui lui aveva fatto parte e non poteva avere esperienza dei parlamenti che abbiamo visto negli anni successivi, ma anche la storia dei grandi movimenti che in questo paese ci sono stati e forse sono finiti negli anni '80, ma ci sono stati e sicuramente hanno ancora molto da insegnare, a patto che qualcuno, ad esempio i nostri giovani interlocutori, abbiano la pazienza di studiarli. Andiamo fuori. Scusatemi, ma sembra l'opposto di quello che vorrei dire dopo l'intervento mi ha preceduto, ma in realtà è strettamente legato. Io sono sorpreso positivamente e sono contento di aver chiuso un attimo lo studio e essere venuto da voi per aver sentito qui con coraggio un pensiero nascente, cioè qualche cosa che mette in movimento il soffocamento dell'attuale situazione che chiude anche il dibattito ideologico. Podemos ha letto, perché nelle note c'è, i quaderni rossi. L'Italia ha prodotto dei movimenti interessantissimi. Podemos conosce i quaderni piacentini di Mendolesi. Podemos conosce che dalla Fucci che dal mondo cattolico è nato l'estremismo di rottura, addirittura quello brigatista. Podemos conosce tutte queste vicende e Podemos forse ci dà la possibilità di ripensare alla nostra storia, che su quel piano da me appena descritto con bibliografia poco si è raccontato. È troppo estremo il diritto all'odio di Toni Negri. Ma dentro quel testo ci sono alcuni aspetti, mi dispiace, a voi non dispiace perché io vi capisco perfettamente e torno a casa contento che forse qualcosa si muove. Perché non può essere che un pensiero di sinistra che è nel nostro paese, perché questa è l'Italia, abbia soffocato questa letteratura che creava movimento. Non ha permesso la sua analisi critica, se non Rodotà e Viale. Miei cari amici. Per cui uno si rinchiude alla fine nella letteratura della propria disciplina e forse non fa neanche quello che giustamente ha detto l'intervento che mi precede. Ieri nel confronto economico c'è stato un momento drammatico in cui io ho una grande ammirazione per la Serracchiani, non dal punto di vista, diciamo, del suo fascino, ma dalla sua capacità decisoria. Ma sono rimasto male e volevo telefonarle il giorno dopo. Ma fatti accompagnare da un economista con le balle. Non puoi trovare
fronte a un ragazzo come siete voi, che insegna a Cambridge e che ha dato una lezione straordinaria di economia ieri, no? Sola. Vedete che io sono sempre amico anche da Serracchiani. Non puoi presentarti sola, perché il livello è troppo alto dell'analisi straordinaria che è stata presentata qui. E sono contento di essere venuto ad ascoltarvi, perché io adesso ho speranze che si metta in moto un ripensamento del modo di essere, dei rapporti interpersonali, dei movimenti che ci sono in questa regione, ma non sono neanche catalogati e considerati. E voglio aggiungere qualcosa all'ottima analisi dell'architetto Pascolini. Non è stato scritto ancora un testo sul movimento di pensiero popolare che ha permesso la ricostruzione del Friuli. Non sono i piani regolatori che hanno vinto. È l'unione tra l'intervento privato e quello pubblico. Sono le cooperative di proprietari che hanno fatto il progetto prima dei piani regolatori. Ma non si dice. Perché il piano regolatore, questa zonizzazione catastrofica è obbligatoria. Quindi non si racconta. L'enzone è costruita con i progetti e il piano regolatore viene fatto dopo aver incaricato i professionisti, parla il capo ufficio tecnico della città in questo momento, dopo aver chiamato i professionisti e poi si è detto adesso che faccia questa zonizzazione. Eravamo con tutti i professionisti e con i presidenti di cooperativa, con la popolazione. Anche il sindaco ha detto ma forse io posso stare in parte, perché ci sono i presidenti di cooperative, gli abitanti che hanno chiesto prima la casa e non queste cazzate di piani regolatori, di contrasti, no? Tra chi è più forte e chi è più debole, no? La zona verde messa in un posto sbagliato dove c'è un fosso di drenaggio e altre stupidaggini di questo genere. Il Friuli ha vinto perché ha vinto il progetto di architettura. Scusate, è un po' di parte questo che sto dicendo, ma è la verità. Non un rigo è stato scritto ancora e la regione non ha preso, non ha colto questa esperienza straordinaria, non l'ha colto. Quindi è ancora tutto da scrivere per un rinnovamento anche per il diritto alla casa. Scusate, l'ultimo resto della parte deficitaria, sapete qual è? Il castello di Colloredo. Un intervento pubblico mettendo da parte l'intervento privato. Dico, siamo scemi. Ma tira dentro il capitale privato, come ho tentato di fare io a Venzone con le cooperative. Perché vuoi escluderlo? Ad un studente? Perché vuoi mettere fuori i soldi del privato e indebitarti come ente pubblico? Grazie. Chiedo un po' più di brevità nelle domande. Se sono domande poi, perché adesso mi sembra... Torniamo però. Grazie alla domanda in realtà. Le volevo rispondere dopo, magari su un attimo. Sì, buonasera. Sì. Maurizio Di Fanti. Dopo se può rispondermi. Il centro, sì. No, io volevo riferirmi al fatto che si è parlato delle disuguaglianze sociali, no? Ed elevandomi un po' e guardando quella che è stata la storia dell'Europa, mi riferisco al colonialismo che secondo me dura tuttora, no? Cioè, rispetto ai paesi in via di sviluppo del terzo e del quarto mondo, se queste siano esattamente le disuguaglianze, il problema che noi abbiamo da risolvere e non il fatto che Google oggi valga 370 miliardi, che è d'accordo, è una grande cifra, ma è tutto sulla carta. Domattina potrebbe cambiare tutto, perché si sveglia un ragazzo da qualche parte, inventa qualcosa di nuovo e Google vale zero. Grazie. Ultima. No, io a differenza del mio carissimo amico Pietro Biroli sono molto pessimista invece, anche perché ho visto le vostre analisi forse peccano di una incapacità di capire cosa effettivamente è successo nell'animo degli italiani.
che sono diversi dagli spagnoli, eccetera, per una serie di circostanze, non ultima gli effetti di Mani Pulite e di altri effetti anche locali, come per esempio la strage del Vajont, che ha determinato in noi, nel nostro popolo, un atteggiamento di, come dire, di sottomissione permanente. Questo è un elemento gravissimo che è stato coltivato ad arte dalla classe politica. Cioè lo dico io che guido un movimento che ha dato delle sberle, delle bastonate sia agli industriali di questa regione sia alla classe politica di questa regione. E francamente mi riferisco la posizione anche del mio amico. Forse io che sono agnostico e forse anche un po' ateo, devo purtroppo ammettere che l'unica forse indicazione salvifica viene dal compagno Francesco Papa, il quale è l'unico che sta dando degli orientamenti davvero rivoluzionari in questo momento e anche, come dire, salvifici. Ecco, grazie. Non penso che sia a te più o meno che hanno rivolto di Ergi, rappresentante dei giovani intellettuali, visto che sei l'unico che deve parlare. Scusate, no, allora, la prima risposta alla sua, secondo me, cioè capisco esattamente la sua reazione. Il problema è questo, secondo me. Noi, e parlo per noi perché siamo persone che si conoscono e lavorano anche un po' insieme, gli eventi storici a cui lei fa riferimento per noi sono dei riferimenti importantissimi, sia intellettuali che storici. Il problema qual è? È che siamo cresciuti in un paese che quei riferimenti l'ha interpretati in maniera estremamente ortodossa, come modelli quasi obbligatori delle forme di mobilizzazione. Sto parlando in particolare del 68, del 77, come movimenti portanti, e del fatto che non si è riflettuto su quello che penso che Paolo diceva anche, del 68 come movimento individuale e individualista, che ha creato da un lato sì un'apertura senza dubbio, specialmente su diritti sessuali, relazioni uomini e donne, relazioni tra generazioni, gerarchia, aperture importantissime, ma aperture che hanno anche messo il presupposto della soddisfazione dei propri piaceri individuali e dei propri desideri individuali come la base del movimento politico. Questo uno secondo me non può capire gli anni 80 senza capire il 68. Non può capire Craxi, non può capire la Milano da bere senza capire il 68, perché ne è un prodotto sia nei personaggi che nei movimenti storici. Lo stesso discorso identico è per le strategie politiche. Le strategie politiche sono state utilizzate, sono state innovatrici e assolutamente valide in quel periodo, non lo sono più adesso. E pensare di ritornare a quelle come modello significa per noi rimanere bloccati in una gabbia che non è la nostra, che risponde a momenti storici e congiunzioni non presenti adesso, semplicemente. Se qualcun altro vuole... A me tocca scomodare l'orologio, sono le 5:10. Non lo dico perché questa virata extraparlamentare della Camera di Commercio di Udine è una cosa abbastanza singolare. Adesso il Camera c'ha la rivoluzione, non lo so. Ah no, c'è Brunetta, non si può. Voleva rispondere. È a fine mandato, è a fine mandato. No, volevo Si può. semplicemente fare una mia riflessione e anche dare un po' motivo di ulteriore discussione e anche di approfondimento, no? Io sono un geografo, sono legato al territorio, avete capito anche dal mio tipo di analisi di alcuni movimenti. Sarebbe molto interessante capire, no, quanto la vitalità dei movimenti e la progettualità, voi ne avete citati qualcuno, è vitale, viene alimentato da questo legame forte con chiamiamo luogo per capirci, no? Perché territorio è una parola che non mi piace molto così com'è, e quando la debolezza di alcuni movimenti più generali, penso anche ai 5 Stelle a livello italiano, ha una debolezza proprio perché questo legame forte che alimenta, che magari finalizza a volte troppo il movimento, la battaglia e non esplode poi o si evolve in un movimento politico generale, è un limite, un'opportunità. Ecco, questo è un campo in cui veramente mi piacerebbe
e credo che le discipline devono confrontarsi, perché questo è un motivo che poi fa scattare quelli che sono molte volte la scintilla che fa nascere dei movimenti molto importanti. Questo volevo, e questa è la storia che io ho molto riassunto, ed è significativo che un libro che racconta quell'esperienza abbia come titolo, qui è in friulano ma lo traduco immediatamente in italiano, che l'esperienza è stata fatta per la sopravvivenza e non per l'anarchia. E questo è molto bello perché spiega un po' alcune linee di discussione. E io ringrazio tutti, ringrazio voi per l'attenzione e partecipazione. Ci prendiamo una pausa che poi c'è un altro bel dibattito. Buona serata.